guardate chi è venuto a trovarci questa mattina, mercoledì 28 novembre 2024. Era un pezzo che non si faceva sentire, sì. la nostra Morena Martini. Buongiorno a tutti, buongiorno Veneti. Adesso capiremo cosa fa Morena Martini, perché non abbiamo ancora capito bene come si è collocata, cosa sta facendo. Tante guerre sì, tante battaglie per vincere una guerra magari, che poi racconterà. Sì, Saluto anche Andrea Carniato, vediamo se è collegato Andrea. Non lo vedo collegato, niente, non è ancora collegato Carniato, si collegherà dopo. Allora iniziamo proprio con Morena Martini. Racconta un po', Morena Martini, cosa è successo a Rossano, in quel di Rossano Veneto. Nella mia Rossano Veneto. Allora, noi siamo andati a votare 1 anno e mezzo fa per l'elezione del sindaco. Io non potevo ricandidarmi, se no mi sarei ricandidata. È stato eletto sindaco Marco Zonta per la continuità con la mia lista, era un mio assessore e quindi anche nel nome della lista, Marco sindaco per la continuità, c'era una continuità di programma. Se non che dopo 1 anno e mezzo scarso, 1 anno e pochi mesi, mi arriva il messo a casa con la revoca delle deleghe, perché io sono stata eletta vice sindaco. Avevo preso su 2000 voti di lista circa 1143 preferenze personali e ero stata fatta vice sindaco con delega all'urbanistica e ai lavori pubblici e mi arriva questa sorpresa, devo dire la verità, perché Marco Zonta, il sindaco, io non lo posso chiamare sindaco perché un sindaco non si comporta così, scusami, quindi Marco Zonta non mi ha mai parlato. E vabbè, perde la fiducia nel suo assessore per motivi che spiegherà, perché li deve ancora spiegare, e dopo 15 giorni, su insistenza della sua maggioranza, che voleva sapere come mai mi erano state tolte le deleghe, cioè i ragazzi che lo avevano supportato in campagna elettorale, con un WhatsApp, avete sentito bene, dice a tutti che nemmeno loro hanno più la sua fiducia e che cosa fa? Fa alleanza con l'opposizione, cioè con chi ha perso le elezioni. Quindi adesso la nuova maggioranza di Rossano è composta da 4 persone che hanno perso le elezioni, più 3 persone che le hanno vinte, perché nella lista Marco Zonta si è tenuto 2 assessori. Uno della Lega che è diventato vice sindaco al posto mio, anch'io sono della Lega, e una assessora storica di Rossano. Ecco, quindi di fatto Rossano è governato da chi ha perso le elezioni. Allora, siccome non c'è il contraddittorio, noi ascoltiamo questa mattina Morena, ma non c'è il contraddittorio. Mirella, io vorrei un incontro pubblico con Marco Zonta, io e Marco Zonta. Ecco, sentiremo se magari ci sarà questo, ma adesso Morena Martini cosa fa? Allora, io sono in opposizione, sono consigliere anziano in quanto sono quella che ha preso più voti esclusi i sindaci e faccio un'opposizione un'opposizione seria e dura, difendendo il programma che hanno votato gli elettori, perché noi siamo eletti su un programma specifico, definito e molto chiaro. Quindi tutto quello che si discosta da quel programma sarà oggetto di opposizione importante, perché io devo rappresentare la gente. Per me la gente è importante. Infatti c'è già la telefonata del nostro Rinaldo da Venezia. Ciao caro Rinaldo. Buongiorno Rinaldo. Sento la televisione di Rinaldo, per quanto che io dica. Eccolo qua, vai Rinaldo. Pronto Mirella, ciao. Ciao. Ciao Mirella e buongiorno alla tua ospite. Buongiorno Rinaldo. Buongiorno. Purtroppo sindaco mio, siamo sindaco, la politica va avanti da commissione delle qua. Non vede più una politica seria di gente per bene. Per esempio, è strano che succeda queste robe sui sindaci, perché le norme ai sindaci, diremo, i più bravi della politica, quelli che sono più vicini ai problemi della gente. Vero. Dunque non dovrebbe essere Fraco Edipo, essere queste robe, è proprio una vergogna. E gli dico al sindaco che anche a Rinaldo non pare che sia fatta una bella roba, anche non sapendo cosa come e quando. In ogni modo, sindaco, vedo che ha la grinta e che ne veniva fuori dei suoi problemi, perché non aveva paura di niente, e non sei una donna. Un leone vestito da donna, brava, e va avanti per la sua strada, si è convinta. Sì, sì. Questi sono i sindaci che volevamo,
che vuol mettersi a confronto anche con la gente. Perché è il segreto della politica di questo. I politicanti grandi, quelli in Senato, dovrebbero mettersi a contatto con gli altri cittadini. E invece nada non ne pensa. Adesso è un gran problema dargli da nome i soldi ai partiti. Ma cosa ne mi cerca? Dopo quelli si ciapa, perché ne ciapa tanti, non c'è un sindaco che lo fa proprio perché gli piace, perché si appassiona, perché quelli che ciapa li caparia dappertutto che i soldi ha. E senza il tempo che perde. È politica, i sindaci, è gente che si ha contatto con la gente che conosce i problemi. L'avevo capito, Rinaldo, perfetto, bravo, grazie, bisogna che vada avanti perché io ho invitato anche Morena Martini per parlare di questa figura femminile che nel 2024 non è ancora protetta come dovrebbe essere protetta. Allora andiamo a Padova e andiamo a vedere la manifestazione Donne a Padova. Un lungo corteo di ragazze e ragazzi ha percorso le strade della città per dare voce alle donne vittime di violenza, per alzare l'attenzione sul contrasto alla violenza di genere. A Padova in migliaia ieri sera hanno preso parte alla manifestazione organizzata dal collettivo Non Una di Meno. Dal Portello fino a Piazza dei Signori, tantissimi giovani hanno ricordato per nome tutte le donne uccise in questi mesi. Contestato anche il ministro Valditara e le sue dichiarazioni fatte in occasione della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin. Il rischio di vittimizzazione e di non essere credute è molto più forte se lo stupratore è un uomo ben inserito socialmente, di prestigio o un bravo ragazzo bianco. Il motivo è che lo stupro è fortemente connesso al potere ed è tollerato quando a stuprare non è un uomo ai margini della società o un immigrato. Questo governo cerca di mettere in atto una strategia mirata a spostare l'attenzione su altro. Un altro momento in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza si è svolto sempre ieri pomeriggio davanti a Palazzo Moroni, dove ha preso parte anche il sindaco di Padova Sergio Giordani, che si è unito ai cittadini che hanno fatto rumore in memoria delle vittime di femminicidio. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno al sindaco di Rossano. Sindaco, non così niente da fare, sindaco. Allora, io voglio parlare di un'altra situazione, Mirella. Allora, intanto per allacciarmi a quello che è stata la manifestazione delle femministe a Padova. Ecco, allora voglio precisare che ci sono stupratori italiani e stupratori stranieri e ce ne sono a iosa e mi fermo qua. Allora, voglio però puntare il dito, non so se siete al corrente di quello che è successo dei fatti a Milano, perché, ripeto, sta cosa qua ormai si sta esponenziando in tutti i quartieri degradati. È successo anche a Padova, in via Niccolò Tomaseo, qualche giorno fa. Ok? Ma spiega però, perché magari qualcuno non lo sa, spiega di cosa stai parlando. È successo una specie di guerriglia, adesso non ho presente, Mirella, bene i fatti di che cosa è successo, però c'è stata una guerriglia anche lì su quel quartiere, perché ormai purtroppo se le istituzioni sono assenti in quei quartieri, ok, perché sono un pericolo per la gente che abita in quelle zone, ripeto, sono un pericolo per la gente che abita in quelle zone. Praticamente le istituzioni si abbandonano a questi quartieri, è chiaro che il degrado ne fa da padrone spacciatori di tutti i tipi, ok? Gente, pusher, maranza e quant'altro. Allora, perché non ci devono essere più controlli in quelle zone
magari un po', non dico dimenticate, ma assenti, cioè voglio dire, dovrebbero essere più controllate per evitare che la gente si rinchiusa in casa, la gente... Molto chiaro Maurizio, allora sicurezza, tu hai il problema sicurezza, grazie Maurizio, prego Morena Martini. Allora Maurizio ha sicuramente ragione, nel senso che la sicurezza percepita dalle persone è ai livelli minimi e non c'è neanche distinzione di colore nelle varie giunte dei vari comuni dove ci sono proprio questi problemi, e le assicuro che anche in comuni molto piccoli queste bande di ragazzini soprattutto ci sono, e il fatto che non ci siano molte forze dell'ordine pronte ad intervenire è sicuramente un fatto grave. Questo governo sta mettendo in atto dei reclutamenti forzati, scusate, la parola è sbagliata, dei reclutamenti su bandi, e abbiamo anche c'è l'intenzione di aumentare le forze, che però andranno sempre di più nei comuni e nei grandi comuni dove queste cose sono all'ordine del giorno ormai, sono all'ordine del giorno. C'è una soluzione, guardi, la soluzione cioè, se noi pensiamo di tornare all'Italia degli anni 70 dove potevamo uscire di casa lasciando la porta aperta, capiamo tutti che questo è impossibile. L'Italia si sta trasformando sempre di più nelle metropoli americane che abbiamo sempre visto, dove 100 persone brave ce ne sono 2 che delinquono, e quelle 2 sommate per tutte le persone che ci sono in una città fanno la differenza. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Ciao Mirella, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Per l'argomento che trattavi poco fa, mi ricordo che c'era tanti anni fa un gruppo che si chiamava Lotta Continua, e quello sarà il destino per i prossimi anni. Penso che ancora per un po' di anni vi dovrei far carico a voi altri, soprattutto del discorso dell'evoluzione. Questa secondo me è la realtà. Poi vorrei fare una velocissima, se posso, considerazione. Io ho 72 anni, quando che mi sono entrato nella vita, cioè che sono uscito dalla famiglia, sono andato a lavorare e via parlando, una delle cose, che anche se non mi interessavo di politica, ma una delle cose che mi è parsa subito chiara, proprio evidente, era la scarsezza, la scarsità dell'amministrazione, in particolare di Roma. Mi lavoravo in ferrovia, cioè un centro più scarso, più incapace, e tutti i peggiori argomenti di quello che mi sono visto a Roma, nei ministeri e nelle robe diciamo, periferiche, mi non avevo mai visto. Lì mi è nato 2 convinzioni. La prima è: meno cose fa Roma e più ne facciamo noi altri, meglio è. Questo è il mio federalismo. La seconda, e mi rifago quello che ha detto la tua ospite, quando che i cittadini va a votare e dà un mandato a un politico, quello lo deve mantenere. Non può cambiare l'idea. Quello è un tradimento verso i cittadini. Bravo. Ecco, per me, in mancanza di queste 2 cose qua, ho deciso che non andrò a lavorare. È ovviamente un chiaro riferimento alle prossime elezioni regionali. Per me, come dire, non mi interessa se viene scelto un leghista, un civico o anche uno dei Fratelli d'Italia. Basta che la scelta sia fatta da soggetti nostri, veneti. Non deve essere Roma a decidere per noi altri. Bravo. Cioè, per me mi ricordo delle cose che se Speranzon, io non ho mai sentito Speranzon. Per me può andare a fare il bacaro a Lido Palestrina, non di dire lui a me cosa che devo votare o cosa che non devo votare. Così anche, non va bene, ma neanche per sbaglio, sentire dire che a Roma che ha deciso che a Lombardia che va a un partito è il Veneto che va che altro. Cioè, ma chi che ha deciso? Ecco, mi dico, per me o la politica si lega veramente ai cittadini e voglio che la scelta sia fatta qua, quale che sia la scelta non mi interessa, ma qua deve essere, e ora posso votare. Grazie al nostro Vladimiro da Rovigo, salutiamo anche Rovigo, prego Morena Martini. Vladimiro, hai detto una cosa perfetta: rispetto per il voto dei cittadini. Chi non rispetta il voto dei cittadini deve dimettersi e andare a casa. Autonomia subito, nel senso che l'autonomia servirà anche per garantire che il Veneto possa parlare la propria lingua, possa decidere su alcune materie.
materie. E anche questa disaffezione che tu hai sottolineato molto bene, il fatto che ma io non andrò a votare se poi non sono rappresentato, è un sintomo importante, perché io ti dico, se un cittadino vota A e poi si trova che al governo c'è B, con che spirito andrà a votare la prossima volta, quando è stato tradito nella sua espressione massima di libertà, che è il voto? Ma questa libertà ce l'abbiamo ancora in mano noi, quindi non dobbiamo perdere la speranza, ma dobbiamo fare rumore, E a proposito di queste marce, a Rossano c'era pochissima gente intanto, no? Per questa marcia del 25 novembre. Tutte donne, Mirella, no? Ne parlavamo prima, ma i maschi dove sono? I maschi che testimoniano di non voler aggredire le donne, dove sono? Io stessa sono stata vittima di un'aggressione non sessuale, sono stata aggredita durante la festa padronale, dove sono le donne che difendono le donne, ma gli uomini che difendono le donne? Io vorrei che queste manifestazioni fossero piene di uomini che abbiano il coraggio di dire io non sarò mai così, ecco, perché poi questi uomini, come la canzone della Bertè che diceva che gli uomini che aggrediscono sono figli di donne, li abbiamo cresciuti noi. Queste persone che aggrediscono devono essere stigmatizzate soprattutto dai loro compagni uomini. Paolo da Montagnana, vai Paolo. Io invece ho gli uomini, avete visto che la Mirella invece ha gli uomini. Gli uomini vogliono bene alla Mirella perché chiamano. Bravi. Vai Paolo. Allora, buongiorno Mirella, buongiorno. Sindaco di Rossano Veneto. Buongiorno. Allora io vorrei chiedere una cosa, no? Che fiducia possono avere gli italiani di questa politica? Bravo. Quando su un comune come Rossano Veneto l'ex sindaco che ha preso tanti voti è all'opposizione e il sindaco si è alleato con l'opposizione. Bravo. Stiamo vedendo anche il teatrino della politica a livello italiano, no? La sinistra no, la destra insomma bene o male fa vedere che riesce ad andare d'accordo, ma la sinistra no, ha tanti di quei rami che non riesco più a capire in quanti sono lì. C'è Calenda, c'è Renzi, c'è Fratoianni e Bonelli, due che non servono a niente all'Italia. Quei due lì sono, Bonelli e Fratoianni, sono contro le imprese, quei personaggi lì. Quindi sono stati messi lì per dargli 15.000 euro al mese a testa a far niente, a far solo danni. Poi abbiamo visto ultimamente il signor Conte cosa sta facendo. Tremendo. Cosa stanno facendo alle nostre spalle. Poi vorrei sapere un'altra cosa, se il sindaco mi può dare una risposta, no? Visto che è della Lega, no? Supponiamo il caso che alle prossime elezioni vada sulla sinistra nel Veneto, non vorrei mai. L'autonomia, come va gestita dalla sinistra? È questo che io mi domando, se va su se il presidente della regione Veneto dovrebbe andare uno di sinistra. Io vorrei capire come gestiscono l'autonomia, come verrebbe gestita l'autonomia in Veneto con la sinistra, perché l'autonomia è stata votata dai veneti ed è giusto che venga rispettato il voto dei veneti. Grazie Paolo, Ecco, sentiamo come risponde la nostra Morena Martini. Perfettamente d'accordo, l'autonomia è stata votata dai veneti che in quel momento non avevano colore politico, perché è stato votato al referendum con una percentuale così alta che è chiaro che è giusto pensare che l'abbiano votata anche persone che normalmente votano a sinistra. Il Veneto deve rimanere alla Lega, naturalmente, per quanto mi riguarda, e deve poter continuare a portare avanti quella che è la strada che abbiamo iniziato per poter avere l'autonomia. È una strada lunga? Sicuramente, ma se noi 20 anni fa avessimo potuto anche solo pensare di arrivare a questo momento, nessuno ci avrebbe creduto. Siamo arrivati, il presidente Zaia sta continuando a portare a casa risultati un po' alla volta, dobbiamo farlo per il futuro del Veneto, per il futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti. Una regione più moderna, aperta anche al bisogno delle altre regioni, ma che tutela quelle che sono le materie che può portare avanti da sola. Però c'è un però, che la politica è fatta di compromessi. Purtroppo. E lei lo sa benissimo, Morena Martini, perché funziona così. Il compromesso ti fa stare nella poltrona, il compromesso ti fa fare la squadra. Se tu rompi il compromesso
ti fanno cadere immediatamente, questa è la verità. Però io mi domando quello che ha detto giustamente Paolo. Noi vediamo assessori calati dall'alto, sì, anche a livello amministrativo, siccome dicono tutti ma ci sono le preferenze, voi votate. Certo che noi votiamo, e votiamo, come ha spiegato bene Morena Martini, la persona che secondo noi ha seminato bene, conosciuta, sto parlando di amministrative locali, perciò i comuni. Tu vai a votare, questa persona si impegna, spende anche economicamente del suo, perché funziona così, certo, a livello locale. Assolutamente sì. C'è la squadra del sindaco e poi vede che dall'alto arriva questa persona che non conosci, che non è stata votata e che ricopre un ruolo importante e magari non è neanche competente in materia. Capisce bene Morena che il cittadino a casa comincia a fare i conti e dice ma io cosa ho votato allora? Perché devo andare a votare se poi il mio voto non va a quella persona perché qualcuno dall'alto decide di calare il jolly suo? E questo non va bene, perché noi, anche stamattina io ho ricevuto una telefonata di una signora disperata perché con 1.000 euro non ce la fa a vivere e non hanno punti di riferimento. E la cosa che mi dà più fastidio è quando mi dicono trovo tutte le porte chiuse. Mirella, io trovo tutte le porte chiuse. Io non riesco a aprire tutte le porte, gliel'ho detto prima, perché c'è la privacy, non sono un familiare, perciò certe informazioni non me le danno. Però che le porte siano chiuse per i deboli è una verità, ma in tutti i settori. Allora devi avere l'amico dell'amico, la conoscenza, e poi ti devi confrontare con questa persona e ti trovare e ti dici ma chi sei che l'ha messa questa che non capisce niente? Perché il cittadino sa di cosa parla. Oppure io una volta gli ho detto a una signora, continuava a toccarsi, signora scusi deve andare dal parrucchiere? Ecco, se deve andare dal parrucchiere ho capito e sono uscita. È inutile parlare quando senti che qualcuno non recepisce, ed è quello che sentono i cittadini. È vero. Ecco, le fragilità. Perché stanno colpendo le fragilità e qua sì, non c'è colore politico, non c'è Morena Martini, politico, sono tutti che stanno colpendo le fragilità. E guarda, io ti do così tanta ragione che i nostri telespettatori devono sapere che a Rossano la giunta è formata al momento da un assessore esterno, neanche di Rossano, che doveva rimanere 1 anno e poi andare via, ma è ancora lì, e il prossimo assessore che prenderà il mio posto sembra sia un esterno anche lui, quindi cioè neanche votato dai cittadini, 2 assessori in giunta di 5 votati neanche dai cittadini, ma perché? Questo Marco Zonta, sindaco di Rossano, dice che all'interno della sua maggioranza non c'è gente che ha competenze, capito? Allora come il mio numero di telefono, il mio numero cellulare ce l'avevano tutti i cittadini di Rossano. Se non ce l'avevano se lo procuravano. Il mio cellulare era acceso 24 ore su 24, tanto che alcuni dei miei consiglieri passati dicevano che io esageravo, davo comunicazioni sui siti quelli online di Facebook continuamente, rispondevo continuamente e forse le tante preferenze sono arrivate per quello, però Mirella ti dico no, che... ferma perché c'è Claudio da Marano Vicentino, assolutamente, se no cade la linea, vai Claudio. Sì, da Marano. Buongiorno a tutti. Buongiorno Claudio. Io mi chiedo che Lega è diventata, no? Perché quest'anno a Pontida avete avuto un politico del Portogallo che si chiama Andrea Ventura, che nel 2020 approvò una mozione per la rimozione delle ovaie nelle donne che avevano abortito, come punizione praticamente. Poi avete avuto Viktor Orban che dice di deportare gli immigrati, quando che siamo noi immigrati da lui, e poi avete avuto Wilders che diceva mai un centesimo all'Italia quando c'era a fare il PNRR. Cioè mi chiedo, ma cosa state pensando a Pontida? Perché approvate ancora un partito che non è più il partito delle camicie verdi che diceva libertà? Cioè è dire libertà che ti tolgo le ovaie perché hai abortito? Buona giornata signori. Grazie Claudio, prego Morena Martini. Claudio, rispondo volentieri. Allora, la Lega che si è trasformata, giustamente come dici tu, non è la Lega che era nata nel Lombardo Veneto, ma si è trasformata
in una lega di partito nazionale, come tutti i grandi partiti ha tante anime all'interno. Io per esempio personalmente sono molto lontana da tante idee del generale Vannacci che pure era candidato con la Lega alle europee e ha preso una marea di voti. Le mie idee sui diritti civili che tu hai appena annunciato sono completamente diverse da quelle che sono state dette da alcune persone presenti a Pontida, non tutte. Quindi non guardiamo sempre l'albero che cade, guardiamo la foresta che cresce, che è fatta di tante persone militanti e sostenitori che hanno anche idee molto moderate. Io vengo da una storia di politica moderata. Adesso arrivano le donne. Giusy, la nostra Giusy, vai Giusy. Ciao Giusy. Buongiorno sindaco. Cara. Posso dirgli una roba, sindaca? Sì. Sindaco. Come che te vuoi? Anche solo Morena. No, a sindaca Vabbè. ora. Intanto posso dirgli una roba, sì. che non vedo vestita di nero e ha bisogno di colori brillanti, vivaci come Chiasia. Te che hai ragione. È vero? Comprerò una giacca verde sciocco. Olla. Allora, Mirella e sindaco, ieri ho guardato in diretta Rete Veneta che ha mostrato dentro in tribunale al discorso di Turetta. E il suo avvocato dice che l'ergastolo è una legge inumana e degradante. Allora io penso, perché lui, questo ragazzo, in che modo l'ha fatta fuori questa ragazza? In che modo? Disumano. Non so come faccia a parlare così questo avvocato. Io capisco che è un ragazzo che al momento ha fatto così, ma tutte quelle coltellate non erano così lievi, insomma, questo volevo dire. E in che modo l'ha fatta fuori? Vi ringrazio. Grazie Giusy, prego Morena Martini. Cara Giusy, come non pensarla come te? Tutti noi la pensiamo esattamente come te. L'ergastolo vuol dire il fine pena mai, per un ragazzo è una pena incredibilmente lunga, ma io credo sia una pena incredibilmente giusta, nel senso che Giulia non tornerà più a casa dal papà, E ci sono delle persone deputate a sentire questo ragazzo, a giudicare le sue azioni che sono state efferate e a decidere quale pena sia corretta per lui, ma non sarà mai abbastanza dura da poter sostituire l'affetto di Giulia nel cuore del genitore che non ce l'ha più. E come Giulia quante altre e quanti altri uomini che hanno massacrato delle donne sono già fuori, sono già liberi. Quanti uomini che hanno sedotto, abbandonato, stuprato ragazzine eccetera si sono fatti 4, 5, 10 anni di carcere e poi fuori con la buona condotta. Io ricordo il caso di Macerata, sta ragazza bastonata, triturata, buttata nel cassettone delle immondizie, salvata in extremis perché uno passando pensava fosse un gattino ed era lei che si lamentava, l'hanno ricostruita completamente, lui è libero. Giorgio da Sestino di Livenza, vai Giorgio. Buongiorno a lei Mirella. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Giorgio. Alla Marina, che è sempre un piacere vederla e sentirla. Caro. Ecco, brevissimamente volevo andare un po' proprio sulla politica, insomma, che ci riguarda benissimo, soprattutto per le avventure regionali. Sì. Allora, qual è la situazione? Che la Lega è presa con le bombe. Sì. Qual è il punto? Che adesso tutti vogliono il Veneto, lo sappiamo perché vogliono il Veneto, perché Zaia è un governatore scomodo, non lo vogliono eliminare perché è capace, perché è il più capace di tutti, ma purtroppo ha il brutto vizio di puntare, di calcare la mano troppo sull'autonomia, che non è il male del paese o del Veneto, ma è la medicina. Sì. Come la medicina tanto amara che si dà ai bambini, che ha un brutto sapore ma fa tanto bene. Ecco, a noi farebbe benissimo. E qual è il punto? Si vorrebbe fare la coalizione secondo lo schema marcato.
Qual è il punto? Bisogna valutare bene la sensibilità dei veneti di oggi, che non sono assolutamente estremisti. Bisognerà evitare che il tema dell'autonomia, che praticamente è il tema fondamentale per il nostro territorio, insomma, è ovvio che anche a livello nazionale questa riforma ha un impatto molto, molto sentito. Quindi Giorgia Meloni, prendendosi la regione, eliminerebbe sia Zaia, perché diciamo anche dal punto di vista della leadership istituzionale sarebbe un avversario, e poi perché si libera anche del fardello dell'autonomia, perché lei, avendo anche un partito radicato al sud, si sa che questo tema è mal digerito. È importante insomma informare la gente, insomma, ecco, che non c'è nulla di cui temere. Però io mi chiedo, basterà lo schema mercato per arrivare a conquistare la regione, ben sapendo che ormai anche in Veneto molti sono diventati fratellini, e senza contare poi il campo largo, diciamo, della sinistra, che potrebbe tra i due litiganti fare il terzo che gode, insomma, il terzo incomodo che gode. Insomma, quindi bisogna valutare bene. Non vorrei che il tema dell'autonomia, il tema delle riforme diventasse un cavallo ideologico solo della Lega, anziché essere una battaglia di giustizia che ha degli aspetti morali, non solo economici, di dignità, di libertà, di riconciliazione, insomma, di questo paese con i propri territori che lo compongono. Perché io penso che questo paese non abbia mai fatto i conti con se stesso, con la genesi con cui si è formato e con la storia dei diversi territori. Quindi soltanto territori consapevoli, forti di se stessi, potranno aderire in futuro ad una unità di un paese che è autoconsapevole di se stesso, forte, che è in grado di affrontare e superare ogni sfida. Grazie Giorgio, devo andare assolutamente in pubblicità. Dopo rispondiamo, però, certo. No? Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce. Insieme per dire no alla violenza contro le donne. La sera del 25 novembre è stata di nuovo l'occasione per 23 comuni del Bassanese per ribadire lo slogan "Rompiamo il muro del silenzio", rappresentato dalle lettere di questa frase che, spezzata nei diversi territori, è diventata un collante, e i cittadini, come sempre, hanno risposto. Fiaccole alla mano, in marcia si sono messi donne e uomini, piccini e grandi, sindaci, assessori e cittadini, nel nome di chi talvolta non riesce a urlare, a chiedere aiuto. Fiaccolate che sono diventate per il terzo anno consecutivo occasioni di riflessione in parole, musica, danza, spettacoli, uniti dalla forza del camminare insieme. Allora Morena Martini, panchine, fiaccolate, marce, è vero che bisogna fare rumore, ma dopo il rumore ci vuole la certezza della pena? Che tutti ce la promettono, pena, ma nessuno la porta avanti. È il grande problema dell'Italia, certezza della pena, ma anche io farei un appello alle persone che assistono a episodi di aggressione o di violenza, siano episodi di aggressione verbale o addirittura passaggi con le mani, non devono girarsi dall'altra parte, cioè, perché è facile guardare e poi dire non è il caso mio, mi giro. No, dobbiamo cominciare ad indignarci e ad andare dai carabinieri a denunciare uomini e donne. E adesso rispondiamo a Giorgio da San Stino, che Giorgio si è innamorata di te, Morena Martini. Io mi sono innamorata di te, Giorgio. Tu hai detto delle cose che mi hanno scaldato il cuore. La riconciliazione con i propri territori dell'autonomia me la tatuo su un braccio e la userò in tutti i luoghi dove andrò a parlare di autonomia, se mi vorranno. Io sono in Lega ed è vero che attraversiamo un momento così di difficoltà, è inutile nascondercelo, però non dobbiamo neanche vergognarci della grande marcia, della grande storia che abbiamo segnato fino ad ora. Che cosa succederà in Veneto? È vero, il Veneto non è una terra estremista, non lo è. E io voglio vedere quali dei fratellini saranno così
voteranno magari per la non autonomia, cioè nel momento in cui andremo a votare alle regionali, l'autonomia è vero che può essere un boomerang, ma sarà anche la nostra grande arma per dire quello che abbiamo portato a casa finora, le lotte che abbiamo fatto finora sono iniziate sotto la bandiera della Lega. Ecco, questo non ce lo dobbiamo dimenticare e dobbiamo rivendicarlo. Gli scenari sono molti, gli scenari vengono decisi nelle segreterie di partito, ma in questo caso specifico mi sento di dire che le segreterie conoscono perfettamente quello che è nell'animo di noi veneti e non lo possiamo nascondere. Io ho molta fiducia nel fatto che siamo un popolo di persone che lavorano, che non pretendono tanto, pretendono di pagare le tasse eque e non strapagare tasse eque, un posto di lavoro, la sicurezza e una sanità che deve funzionare. Rispetto a tante altre regioni, su questi temi, anche su quello magari un po' più spigoloso, che è quello della sanità, noi ci siamo, possiamo lavorare meglio assolutamente e sulla battaglia per le regionali dobbiamo essere protagonisti. Quindi grazie Giorgio. Luciano da Desenzano, dal Garda, andiamo a Brescia adesso, vai Luciano. Luciano, buongiorno. Ciao, mi senti con viva voce? Sì, benissimo. Niente, purtroppo anche la signora la conosco perché l'ho vista tante volte da Colbacialli, bravissima. Grazie. Ma è inutile signora, ascolti la Mirella, l'ho già raccontato, quello che racconterò dopo 2 secondi. La violenza è una sola. Qualche mese fa alla RAI c'erano lì, parlavano di queste cose, no? E una giornalista che non ho mai visto, una signora, ha cominciato con queste parole. Di violenza ce n'è una sola. Un mese fa, una mattina apro i telegiornali, una moglie in Sicilia ha sparato al marito, morto, e un'altra in Friuli. Una mattina. Niente, signora, qua vicino a Brescia, ha travagliato, c'è un giovane che adesso avrà 45 anni, la ex fidanzata incinta, si sono litigati, lui aveva un bar. Insomma, per l'acido di questa bravissima signora, lui è cieco e invalido al 100%. E gli sono arrivati 40.000 euro di pagare dall'avvocato, dal suo avvocato purtroppo. Un signore mi ha regalati 10.000. È inutile, anche noi. Sì, io ho subito dalla mia ex moglie, ancora prima di sposarla, perché sono un ometto buono di animo e ho subito, mi sono innamorato, ero solo, senza famiglia. È inutile che fanno le marce, Mirella. Abbiamo visto, dopo la Cecchettin o prima, abbiamo visto 1000 marce, non contano niente. L'ultimo 2 secondi, vi ricordate 2 anni fa quel Macedono Esson era stato in galera, no? Con la moglie anche lei straniera, 2 figli, lì a Verona, Padova, non mi ricordo. Viene fuori di galera, uccide la moglie, se per caso c'era anche il fidanzato italiano, bravissimo, che ha tenuto dopo lui i bambini, uccide la moglie, uccide la fidanzata brasiliana, butta le bombe a mano sulla tangenziale, si è presentato il questore in televisione, dovrebbe vergognarsi. Ha detto abbiamo fatto tutto quel che potevamo. Non controllano niente. Grazie Luciano, salutiamo anche Luciano e salutiamo anche Desenzano, Brescia, prego Morena Martini. Luciano, innanzitutto un abbraccio forte e avete ragione, hai ragione, la violenza è violenza. Che la perpetui, che la faccia un uomo o che la faccia un uomo su una donna o una donna su un uomo, comunque è violenza, hai ragione, non c'è nulla da fare, è così. Probabilmente, ma dico solo probabilmente, il fatto che l'incidenza della violenza
degli uomini sulle donne sia più alta, ha fatto sì che nasca questo termine femminicidio, che a me non piace sinceramente, che è omicidio poi alla perché fine. è un omicidio, però hai ragione e colgo l'occasione. Tu hai nominato una città, Travagliato. Bene, gli alpini di Travagliato sono gemellati con gli alpini di Rossano Veneto e a loro mi legano tantissimi ricordi, e allora mi permetti di salutare tutti gli amici di Travagliato, di abbracciare gli alpini che spero di rivedere presto a Rossano Veneto durante gli scambi che ci sono. Adesso andiamo a Treviso, andiamo a vedere questa ragazza che, finita questa marcia, questa fiaccolata, è stata aggredita in stazione. Andiamo a sentire. Esattamente. È fondamentale individuare il responsabile e soprattutto lavorare con presidi e con la presenza di pattuglie perché questi episodi non succedano. Episodio isolato ma gravissimo, di fronte al quale vanno presi tutti i provvedimenti del caso. Il sindaco di Treviso Mario Conte accoglie con preoccupazione la notizia della violenza sessuale subita da una ragazza di appena 15 anni domenica pomeriggio in stazione dei treni. Mentre aspettava al binario, seduta su una panchina, l'adolescente è stata avvicinata da un soggetto presumibilmente asiatico che prima le avrebbe fatto delle avance, poi le avrebbe messo le mani addosso palpeggiandola e tentando di baciarla. Impaurita la ragazza è scappata e una volta a casa ha raccontato tutto ai suoi genitori, che hanno sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Paese. Innanzitutto va la mia solidarietà alla ragazza e poi lavoreremo con le forze dell'ordine ulteriormente impegnandoci per garantire sempre più presenza nel territorio, sia attraverso le telecamere di videosorveglianza sia attraverso le pattuglie di polizia, carabinieri, guardia di finanza e della nostra polizia locale nei territori. I militari dell'Arma hanno avviato un'indagine per ricostruire con maggiore esattezza l'accaduto. Verranno visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza della stazione, nella speranza che contengano elementi utili per risalire all'identità dell'uomo che ha molestato la minorenne, alla quale ha espresso la sua solidarietà anche la sindaca di Paese Katia Uberti, che parla di forme di violenza che non possono essere tollerate. Per il suo collega Conte da affrontare c'è anche il tema non trascurabile della sicurezza in stazione, in questi mesi al centro di un impegnativo cantiere. Voglio un confronto con il questore, però certamente luoghi rigenerati come la stazione poi allontaneranno, speriamo, questo tipo di situazioni, anche perché i nuovi sottopassi saranno videosorvegliati, meglio illuminati, completamente riqualificati, così come tutti gli altri spazi. È evidente che oggi, che siamo in una fase di cantiere, la situazione è un po' più a rischio perché ci sono degli angoli morti, ci sono degli angoli bui, c'è la presenza delle recinzioni di cantiere e quindi l'appello che faccio è di prestare attenzione, ma al contempo garantisco la presenza delle forze dell'ordine proprio nella stazione dei treni. Abbiamo Maria da Bovolenta. Vai Maria, come stai intanto? Buongiorno Maria. Ciao Mirella e un buongiorno alla sindaco che è tanto simpatica, che la sto ascoltando. Grazie. Niente Mirella, adesso vado un pochino meglio, insomma un po' alla volta, io che stia con le gambe alte anche verso la notte perché sennò i liquidi mi vanno fuori. Brava Maria. Mi sono gonfiata bene le gambe, dai, ecco. Niente Mirella, volevo dirti che io sono della Lega di Bossi. Diglielo alla sindaco. Sì, so qua che l'ascolto. Ecco, sono quella di Bossi e da quando è mancato lui, non mancato in senso che è ancora qui, penso, sì. E ha avuto quella malattia lì, e poverino, e sono della Lega, anche del sindaco Gentilini, sono due pilastri della Lega, quella. Bene, in ogni modo sindaco volevo dirle di questi fatti che cosa, e non sono contenta per niente, sai Mirella, di quelle lì che ne fanno il processo. Mi sa che è un commediante che è cosa che lo difende, bravo, cioè, potrebbe andare in teatro a recitare per me. Perché vogliono fare santo addirittura. No. Guarda Mirella, se gli danno un sconto, io già che non ci credo alla giustizia e così ci credo ancora meno. Ecco, non ci credo più a nessuno, a te solo ci credo e al dottor Baciali e basta.
Ecco. Grazie cara Maria, un abbraccio grande. Pensa che è un avvocato, uno dei più importanti avvocati che ci sono, un foro importantissimo. Sì, infatti. E Gli avvocati fanno il loro lavoro, Maria, sì. sono pagati per difendere le persone che hanno e cercano di fare di tutto per tirarle fuori. Sono d'accordo? No, non sono d'accordo, sono indignata, sì, sono indignata come sei indignata tu, Maria. E questo ci sconforta molto, no? Noi persone per bene, no? La politica dovrebbe essere fatta da persone per bene, ecco, per bene. Però Morena Martini, io ricevo delle telefonate che persone che avevano votato anche sinistra, che hanno votato Meloni, pensando che andasse su una destra con più forza, con più determinazione per quanto riguarda i problemi dei cittadini. I problemi sono quelli che è la sicurezza. Allora, è facile quando sei all'opposizione dire faremo, e dai questo giuremo, faremo, daremo, garantiremo. È una passeggiata. La gente adesso vuole risultati. Sì. Qualcuno, appunto, anche Meloni, dice non è che Meloni in poco tempo io riesco a fare tutto, però è un problema della sicurezza che la gente non può sentire che ci sono 250 poliziotti in Albania, che non c'è nessuno, con carcere che costa non si sa quanti soldi, e soldi che paghiamo noi naturalmente. E qui abbiamo paura di uscire alle 4 del pomeriggio oppure stare in casa anche con gli allarmi, perché ti entrano dentro, sfondano, arrivano queste bande dall'est, mettono a ferro e fuoco i paesi e noi stiamo cercando di capire chi sono quegli 8 di colore scuro per capire chi sono. Cioè la gente a casa comincia a fare i conti. E come si spiega a Morena Martini che Forza Italia ha superato la Lega? Allora, sai Mirella, la politica non è più la politica di una volta e non ci sono più i partiti della prima e ti dirò neanche della seconda Repubblica, no? Noi che le abbiamo vissute entrambe. Se ti ricordi, alle penultime europee il PD aveva fatto un risultato incredibile, era andato al 42%, adesso è calato tantissimo, quindi la politica è fatta ad onde e va anche sulla personalizzazione dei partiti, nel senso che io sono convinta che tante persone che votano Fratelli d'Italia perché si riconoscono nella loro leader, no? Nella Meloni. Forza Italia aveva perso forza con tutte le vicende legate al Cavaliere. Nel momento in cui il Cavaliere è mancato, è stato un grandissimo, a mio parere, nel panorama politico italiano, indubbiamente. Si sono riavvicinate perché Tajani dà l'idea del compromesso nel senso positivo del termine, passano, cioè di questa persona moderata. Ma ricordiamoci che Tajani in questo momento fa la corte alla von der Leyen, Tajani voterà in Europa quello che dice la von der Leyen, quindi questo cozza, probabilmente le persone sono portate da una simpatia immediata, ma magari molte non approfondiscono Morena Martini, i temi. devo correre perché il tempo è tiranno, ma siamo io già torno, in chiusura. Torno. Però io devo guardare in casa mia. Certo. Allora, io porto sempre l'esempio della squadra di calcio. Certo. Quando la squadra va male, il responsabile è l'allenatore. Sempre. E si cambia l'allenatore. E poi si cambia anche qualche giocatore se non funziona. Il problema è che noi non vediamo questo. No, nel senso che se l'allenatore non cambia, i voti calano. Sì. Perché capite bene che, specialmente anche qua nel Veneto, il Tevere ha superato il Piave, è arrivato il Tevere. Allora, adesso vedremo, però i numeri sono numeri, cioè non è che possiamo scostare. Un fisico mi ha detto, Morena Martini, Mirella, fatti dare sempre i numeri, perché i numeri parlano chiaro. Certo. Livio da Padova, poi chiudiamo con Morena che ci saluterà. Ciao, vai Livio. Sì, Mirella, ciao, saluto l'ex sindaco che è con te. Dunque, adesso è stato, ha preso l'ergastolo come si dice, come si chiama? L'assassino. Quello che ha ucciso la ragazza lì. Sì, la Giulia Cecchettin. Scusi il nome. O l'altra, perché sono 2 ergastoli in pochissimi giorni. Va bene, vai avanti Livio. Livio? Pronto? Sì, vai. Senta niente. Mi Pronto? senti?
No, noi ti sentiamo bene, sei tu che non Pronto? ci senti, cosa che tu strucca, Livio? Pronto? Ti sentiamo bene, Livio? Non sento, sì, non sentivo niente. Noi sentiamo benissimo, vai. Sì. Ha preso l'ergastolo quello che ha ucciso, come si chiama? La ragazza, quella incinta. Sì, perché Turetta No, non ha non ancora quella preso incinta. l'ergastolo, quella incinta, che ha ucciso e l'aveva anche avvelenata. Impagnatiello. Impagnatiello. No, l'altro non ha preso l'ergastolo ancora. Dobbiamo sentire il 4 dicembre, si saprà qualcosa, non adesso. Non è ancora deciso, è stato deciso dalla Corte la pena da infliggere. Vai, Livio. Va bene, allora, mi sbaglio io. Comunque quello che ha ucciso la Giulia Cecchettin. Sì, esatto. Non ha preso l'ergastolo ancora. Beh, non ha preso, sì, va bene. Comunque, dopo se prenderà l'ergastolo, tra sconti di pena e buona condotta, eccetera, vedremo a cosa si ridurrà questo ergastolo. Sarà dimezzato, se non di più. Ecco, questo io temo. Grazie. Grazie a te, caro Livio. Capite bene che veramente è stata veramente un omicidio efferato, sono degli omicidi efferati che prendono molto l'opinione pubblica, però quello che si capisce è che queste persone che chiamano vorrebbero la certezza della pena. Morena, non c'è niente da fare. Certezza della pena. Ecco, non perché ci siano questi sconti, buona condotta, patteggiamenti, cioè no, non ne possono più. Prego Morena, come ci saluta? Sì, allora io devo rispondere sull'allenatore della squadra, perché tu mi hai... No, come faccio? L'allenatore della nostra squadra è Salvini, che è è il presidente della nostra... Insomma, la persona che ci guida, no? E vabbè, abbiamo perso terreno in questi anni sicuramente, ma non dobbiamo dimenticarci che è lui che ci ha fatto arrivare a cifre mostruose, a doppie cifre negli anni passati. Quindi l'appello ai leghisti storici e ai nuovi leghisti è quello di non perdere la speranza in quelle che sono le caratteristiche della Lega, le caratteristiche che hanno fatto sì che la Lega fosse un partito molto importante in Veneto, in Lombardia, in Veneto, ma adesso anche in tutta Italia. E abbiate fiducia nelle persone soprattutto, no, che la rappresentano, perché io sono convinta che molte persone nelle ultime europee non mi abbiano votato. Io all'europeo ho preso una marea di voti, sapendo che comunque non sarei stata eletta proprio per le percentuali basse, ma sono convinta che non mi hanno votato solo perché rappresentavo una parte della Lega, ma perché sono stata un'amministratrice che ha usato il buon senso e che è sempre stata a disposizione delle persone, soprattutto delle persone che avevano bisogno, perché in qualsiasi momento io rispondo, anche adesso. Quindi abbiate fiducia nelle persone per bene e grazie a tutti quelli che mi hanno votato alle europee. Grazie. Grazie anche noi, diciamo grazie a Morena Martini, abbiamo avuto veramente piacere di averla ospite, era tanto tempo che non si faceva sentire, ma adesso è arrivata. Grazie Morena. Grazie. Pubblicità. E andiamo a vedere questo servizio che farà capire perché abbiamo invitato Iva Trevisin, imprenditore. Andiamo a sentire, andiamo a vedere e poi lo presentiamo e commentiamo il servizio. Amar lo conoscevamo, sì, era il fidanzato della mia nipote, era un bravo ragazzo e avevano anche dei progetti per questa primavera. È stato una cosa troppo, un colpo al cuore proprio, veramente. Dispiace tanto. Faceva parte della grande famiglia del rugby paese, io ho mio figlio che gioca, mio marito, per cui siamo tutti della stessa famiglia ed è un dispiacere immenso. Amar era un nostro alunno delle superiori, ho tantissimi bei ricordi, era
una grande persona proprio. Lo conoscevo quando era piccolino, proprio appena arrivato dalla Bosnia, aveva avuto 2 o 3 anni, era proprio un bambino, bello come il sole, bravo, forte, una famiglia veramente eccezionale, la Vesna, sua mamma e sua sorella sono persone veramente a posto, bravissime. Ma come se lo ricorda appena arrivato? Pieno di energia, un ragazzo pieno di energia, sorridente, giocherellone, era proprio un ragazzo pieno di vita, insomma, proprio l'argento vivo addosso. Io ho un genero carabiniere e non vorrei fare una cosa del genere. L'ultimo ricordo l'anno scorso, quando a fine partita veniva a bordo campo a salutare la fidanzata e i familiari, tutti quanti, quelli che mi è rimasto molto impresso questa cosa. Me lo ricorderò finché vivo. Allora vi presento Iva Trevisin, imprenditore, perché lui ha questa importante azienda e di funerali ne capisce qualcosa e ne vede parecchio, soprattutto lo strazio. Un abbraccio a questa famiglia che ha perso questo adorato figlio e a tutte le famiglie e le mamme che hanno perso i loro figli e non si danno pace e giustizia. Però c'è anche un punto di domanda. Poliziotti, velocità, forze dell'ordine, c'è tutto un miscuglio, alla fine la gente dice: ma allora come si fa? Di cosa parliamo? Bisogna anche capire che bisogna avere delle regole, indipendentemente da chi sei, cosa fai, e le regole del codice della strada, almeno per quanto riguarda la velocità e la segnaletica, sarebbero anche chiare. Il problema è che nessuno le rispetta. Nessuno le rispetta e dopo ognuno passa il cerino. Però quando fai un frontale oppure un incidente molto importante, sono dolori per tutti. Allora, cosa sta succedendo? Quanti funerali ha visto Iva Trevisin? Quanti strazi ha visto Iva Trevisin che si sarebbero potuti evitare con un po' di buonsenso da ambo le parti? Ecco, io non do la colpa mai a uno in particolare, se sempre per me è un 50 e un 50. Difficilmente la colpa sta solo da una parte, perché purtroppo ogni mattina ci facciamo le nostre regole. Prego Iva Trevisin. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Purtroppo noi vediamo spesso queste situazioni e il caso eclatante, l'ultimo, è stato questo di Amar, che poliziotto in servizio, quindi sicuramente c'erano delle emergenze, sicuramente è un discorso completamente diverso da quello che possono essere le famose stragi del sabato sera, anni 80, 90, poi per fortuna si è tranquillizzato tutto. E il problema è che spesso succedono questi incidenti che non si possono considerare di distrazione, non si può investire un pedone, non si può fare un incidente alle 2 di mattina, bisogna che le persone capiscano che in prima persona sono responsabili e non stanno guidando un'automobile semplicemente, ma è un mezzo che è decisamente pericoloso. Una bomba. Bisogna stare attenti, sì, quello sì, sicuramente. Per se stessi, per chi si trasporta e soprattutto per tutte le persone indifese che si possono trovare ai cigli della strada. È impossibile che in strada ovest investi una bicicletta, non te ne accorgi, piuttosto che davanti alla chiesa di Mogliano investi un onnetto che attraversa le strisce di giorno, non sono cose che possono succedere. Nel momento in cui ti trovi che una vita sparisce in un attimo proprio, trovi famiglie che proprio sono distrutte. Distrutta la famiglia di chi si trova a avere un lutto e distrutta la famiglia di chi si trova a avere un potenziale omicida, perché effettivamente poi partono indagini, parte il controllo perché c'è stata questa distrazione o perché c'è stato questo incidente molto pericoloso. Allora saluto anche il dottor Pier Giorgio Miottello, Centro Neuroscienze di Rosà, che è ritornato a trovarci. Buongiorno dottor Miottello, grazie di essere con noi. Ecco, allora si presenti dottor Miottello, magari per chi non la conosce, di cosa si occupa il dottor Miottello, dopo capiremo il perché Mirella l'ha invitato. Prego dottor Miottello. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi telespettatori e ai suoi ospiti. Io sono neuropsichiatra infantile, lavoro al Centro di Neuroscienze e Psicologia di Rosà e mi occupo essenzialmente di età evolutiva e età giovanile per quanto riguarda sia alcuni quadri clinici che rientrano nei disordini nello sviluppo e per quanto riguarda la patologia psichiatrica.
Nelle precedenti occasioni che ho avuto così il piacere di stare con voi abbiamo trattato vari argomenti, è sempre un'occasione piacevole per confrontarci e per in qualche modo portare avanti anche alcune idee che sono un po' legate alla mia esperienza, per cui volentieri sono disponibile. E io la ringrazio molto, dottor Miotello, perché ci tenevo tanto ad averla ospite questa mattina, perché vorrei capire cosa sta succedendo a queste persone. Io non parlo di maschile e femminile, a queste persone che sono giovani, molti giovani anche, ma non tutti, una parte, con questa aggressività e questa violenza. Qualcuno dice c'è un vissuto alle spalle di questi ragazzi che non si conosce, dei vissuti drammatici che prima o dopo poi esplodono con dei fatti molto anche raccapriccianti. Qualcun altro dice, si parla di patriarcato, di matriarcato, il problema è la violenza nei giovani. Cosa sta succedendo? E si incolpa sempre la scuola, non fa abbastanza, la famiglia dovrebbe esserci ma non riescono più a essere genitori, oppure c'è qualcos'altro che noi non conosciamo, che fin da piccoli questo bambino, questa bambina, questa persona dovrebbe essere seguita anche per una fase evolutiva. Cosa dice? Cos'è questa aggressività in diversi giovani, dottor Miotello? Come la vede dal suo importante osservatorio? Ma è un tema evidentemente estremamente complesso. Io penso che ci sono alcuni punti che vale la pena da prendere in considerazione e da approfondire. Sono punti che vengono affrontati e sono stati affrontati in più sedi. Per quanto riguarda la mia opinione e la mia esperienza, io penso che ci sia da una parte una situazione di base, di partenza geneticamente determinata, cioè sembrerebbe quasi che questi cervelli nuovi, dei nuovi bambini, insomma, siano molto diversi dai cervelli di una volta, per cui c'è una prima domanda, insomma, che affonda su quelli che sono degli aspetti neurobiologici. C'è stata un'evoluzione che può essere considerata molto positiva da una parte e negativa dall'altra, in cui probabilmente il rapporto tra quello che è il cervello più primitivo, il cervello rudimentale, il cervello che noi chiamiamo sottocorticale, il rapporto tra questo aspetto primitivo e invece l'aspetto più evoluto cerebrale, cioè la corteccia frontale, questo rapporto non è più quello di una volta, ma sembra in qualche modo essere caratterizzato da una emergenza di istanze molto aggressive, molto primitive, molto rudimentali, e dall'altra parte di una caduta di quella che è l'azione più evoluta, più corticale, di gestione, controllo, elaborazione, incanalamento di questi aspetti rudimentali, aggressivi e primitivi. Per cui c'è certamente un primo ambito di riflessione che riguarda questa cosa. Poi un secondo ambito è certamente l'aspetto più culturale, cioè come questi ragazzi, questi giovani vivono, che tipo di esperienze hanno, per cui l'importanza delle esperienze sia precoci con la famiglia, e questo è un secondo punto da trattare, e sia le esperienze per quanto riguarda le cosiddette agenzie educative, cioè tutto quello che è fuori famiglia, cioè la scuola e l'ambiente. Certamente l'aspetto esperienziale familiare con queste nuove famiglie è un dato critico, è assolutamente importante segnalare, dalla mia esperienza certamente lo comprova, che questi molti dei genitori che noi vediamo oggi quando vengono qui in studio da noi sono genitori su cui noi vorremmo fare molti investimenti, vorremmo coinvolgerli, vorremmo in qualche modo sentirli nostri partner, ma abbiamo una grande difficoltà di coinvolgere le famiglie e di sentirle attive. Sono famiglie che hanno dei limiti, che hanno delle difficoltà in questo senso, e questo è un secondo, dicevo prima, è una seconda area critica evidentemente importante. Lo è per noi che lavoriamo in ambito neuropsichiatrico, di sviluppo neurologico, l'apporto, l'importanza, l'utilità di avere dei genitori
che prendono posizione, che sono in qualche modo, che danno delle linee, che danno delle regole, che danno in qualche modo dei limiti, è certamente un valore non rimandabile ad altri. Grazie dottor Miatello, abbiamo Gabriella, poi continuiamo da Mogliano. Vai Gabriella. Buongiorno Mirella, buongiorno. Volevo agganciarmi al discorso di prima per le votazioni. Se non andiamo a votare, la peggio è sempre la nostra, perché dopo non possiamo lamentarci di chi va su che non ci fa comodo. Quello solo volevo dirle. Grazie Gabriella, è giusto dire la propria riflessione, ti ringrazio Gabriella in merito a quello che si parlava prima. Però dottor Miatello, quello che stupisce è che questi ragazzi, che non sono stupidi, anzi tutt'altro, forse hanno anche una sensibilità che veramente viene espressa in maniera sbagliata, ma d'altra parte c'è poco ascolto. Io non sono molto favorevole alle comunità chiuse, ma a comunità aperte dove questi ragazzi possono vivere una quotidianità con altre realtà, soprattutto metterli a contatto con altre fragilità, per capire se riusciamo a tirare fuori qualcosa di buono. Io purtroppo devo dire che sono molto perplessa in questo, sono perplessa perché non si riesce a investire sulla famiglia, un nocciolo che mi pongo sempre, un quesito terribile. Noi paghiamo la comunità, i sindaci, tantissimi soldi, invece di investire nella famiglia e di capire, come ha spiegato bene lei, chi sono i genitori e chi è la famiglia di questo ragazzo. Perché se ci sono più genitori bambini con il ragazzo adulto non ci siamo proprio. Il problema è che non ascoltiamo questi ragazzi. Io sabato, dottor Miatello, ho avuto una classe dell'Istituto Sansovino di Oderzo e devo dire che ho sentito dei ragazzi meravigliosi, ragazzi che sono stati ad Auschwitz, che hanno capito cosa vuol dire sentire ancora un certo odore, sentire queste parole di questi ragazzi che hanno provato l'emozione. Ecco, io sono convinta, dottor Miatello, che dobbiamo emozionare i ragazzi nel bene e nel male, anche magari con azioni forti, perché è quello che vogliono, soprattutto loro vogliono essere protagonisti, ma protagonisti dove e con chi? È qua che mi domando, possibile che non riusciamo a capire come aiutare questi ragazzi? Abbiamo visto i carceri minorili, come stanno funzionando, cosa succede dentro. Possibile che non ci siano alternative? Abbiamo questo problema di problemi mentali su tantissimi giovani e non viene preso in considerazione, non abbiamo i numeri per curarli, non abbiamo le strutture dove metterli. Dottor Miatello, non le sembra che c'è qualcuno che guarda da un'altra parte invece di aiutare queste creature, queste persone, queste famiglie? Prego. Ma i temi che lei adesso porta avanti sono dei temi chiaramente molto, molto estesi. Lei parlava di emozioni. Credo che sia importante definire che noi certamente dobbiamo educare le emozioni, ma dobbiamo educare i sentimenti, che è una cosa molto diversa dalle emozioni. Cioè, le emozioni appartengono un po' al cervello antico, quello che dicevo prima, sono dei movimenti, sono un vento forte che può arrivare, è qualcosa che ti travolge. Noi dobbiamo invece dare qualcosa di più, cioè dobbiamo allenare a dei sentimenti, cioè qualcosa che è di più dell'emozione, è un'emozione che viene resa consapevole, che viene ad essere definita, che viene ad essere calata in quei contesti. Per cui certamente sì alle emozioni, ma emozioni che fanno parte di un percorso in cui è possibile incanalare una rabbia, un sentimento positivo, un interesse per l'altro. E queste cose poi vengono condivise. Le emozioni diventano sentimenti quando c'è un gruppo, quando c'è un aspetto di condivisione, qualcosa di collettivo in cui io mi riconosco nel mio compagno di banco, nel mio compagno di attività sportiva o in qualsiasi siano insomma i miei compagni, ma ci lega questo interesse a capire le cose e a interessarsi, a declinarsi, in qualche modo insomma a riconoscere, ma non solo nelle persone, anche nella natura, anche nell'ambiente dove siamo,
tutta una serie di istanze positive che ci muovono, ma che danno senso, che sono nella nostra portata, che sono in qualche modo delicati, gentili. Quell'interesse sulla gentilezza che molte volte abbiamo visto anche recentemente fa parte di questo tipo di operazione. Per cui la scuola, i genitori in questo senso dovrebbero dare protagonisti, la possibilità di essere protagonisti ai soggetti, nel senso di essere soggetti in età evolutiva che si confrontano e che portano avanti i sentimenti, che vuol dire compassione, capacità di mettersi nella parte dell'altro, capacità di riconoscere quanto uno può starci bene o male a seconda di come noi ci siamo, quanto sia importante quello che è il rapporto con il femminile, per esempio, l'emozionarsi sentimentale, che non è un'emozione che mi spinge a dire ho bisogno, se tu ci sei va bene, se non ci sei vai male, ma c'è un declinarci, c'è un attendere, c'è qualcosa insomma che ha da che fare con un cuore che pulsa sì, ma che è capace di guardare in faccia l'altro, di riconoscere i suoi bisogni, le sue istanze, che è capace di attendere, che è capace poi di riconoscere che se l'altro non c'è, perché la mia attesa era in quella direzione, non è che io muoio e sono finito, riesco a tenere in piedi lo stesso. Vuol dire che in qualche modo potrò indirizzarmi verso altre situazioni, però sono in grado di gestirmi. Per cui anche il sentimento del sé, di riconoscermi che sono comunque originale, unico, che ho una mia fisionomia, una mia autonomia, una mia identità, è un altro degli aspetti su cui dobbiamo puntare. Credo che in questo senso la scuola possa dire moltissimo, però chiaramente una scuola che fa questo, cioè che lavora sull'educazione, sullo sviluppo di queste cose, è una scuola che deve avere fondi, che deve avere persone motivate, che deve essere valorizzata soprattutto e che deve avere un rapporto con la comunità ben più intenso e ben più in qualche modo intricato con la realtà che la circonda. La scuola deve essere del comune, deve essere del paese, deve essere qualcosa che agisce, ci deve essere una continua osmosi in questo senso qua. Grazie veramente, dottor Miotello, per come ha spiegato questa aggressività. Adesso io chiedo invece a Iva Trevisi, abbiamo parlato di emozioni, abbiamo parlato di sentimenti. Ecco, lei Trevisi di queste cose se ne intende perché le vede, diciamo, tutti i giorni, più volte al giorno. Il problema è che anche voi avete cercato di trasformare, ecco, questa cerimonia, questo funerale, proprio con del sentimento, con delle emozioni. Ecco, ci sono appunto queste strutture, non sono più le strutture di una volta, ma sono molto accoglienti, sono molto riservate, c'è la tua privacy. Quanto importante è cogliere questo sentimento che in quel momento che io che vedo per l'ultima volta il mio caro, la mia cara, devo provare tutte le emozioni del mondo, i sentimenti del mondo, perché poi non lo vedrò più. È l'ultima volta che lo guardo, che lo tocco, che lo bacio. Ecco, voi state cercando di fare questo, anche mettendo a disposizione queste stanze molto accoglienti, colorate, che non sono più fredde, ecco, il gelo che mi avvolge, c'è qualcos'altro e provo emozione anche nella morte che accompagnerò. Prego, Trevisi. C'è bisogno di umanità, c'è bisogno di sentimenti, come diceva il dottore, cioè ricollegandosi al discorso di prima, un funerale di Stato, quello di Amar, ha avuto gli onori da parte dello Stato, ma ha avuto il momento della famiglia in sé e della famiglia del rugby, soprattutto il paese in questo caso, dei ragazzi che una comunità intera ha dimostrato affetto. Se si pensa a dei rugbisti, si pensa a degli omoni grandi e grossi e indistruttibili. Vederli commossi ferma tutto. Vedere dei ragazzi che hanno lo sguardo basso, che si emozionano in queste cose, logicamente ti fa capire che questo lavoro che noi svolgiamo, questo quasi, io lo definisco missione, forse è un po' esagerato, ha bisogno di umanità, ha bisogno di spazi. Per fortuna nel 2010 la Regione Veneto ha deliberato per quello che riguarda queste case funerarie, che non sono altro delle strutture come degli obitori, gratuite. Molti si spaventano perché vedono grandi, pompose, ma effettivamente sono gratuite, nelle quali l'unica differenza che si ha rispetto a un obitorio, l'obitorio è sempre stato considerato come una parte medica, quindi logicamente rispettando requisiti sanitari abbiamo queste piastrelle, questi marmi, questi acciai, queste strutture molto fredde,
che sono un po' tecniche giustamente, che vanno a discapito di quello che è ridare un po' di umanità e di spazio. Le case funerali al contrario sono delle stanze un po' più accoglienti, come se fosse una specie di albergo, diciamo così, nelle quali ogni famiglia ha a disposizione un suo salottino e quindi ha la sua privacy. È bello avere il contatto diretto col proprio caro, però è bello avere anche uno spazio intermezzo nel quale si possono accogliere parenti ed amici, nei quali poter salutare, potersi sfogare, poter anche ridere ricordando le cose belle, perché il funerale non è solo il male che è arrivato assoluto, ma anche ricordare una vita che deve essere valorizzata. Noi nella nostra struttura abbiamo scritto che bisogna vivere il ricordo e ci crediamo molto in questa frase, perché vediamo che ogni vita, breve, lunga che sia stata, è sempre intensa e smuove montagne. Vediamo che i sentimenti poi valorizzano tutto. Il funerale non è più quella cosa cupa, nera, scura, ma se a una persona piaceva Rosa Shocking si fa Rosa Shocking, se a una persona piaceva una canzone si mette quella canzone, nel rispetto di usi, costumi, religioni, logicamente. C'è un momento un po' più conviviale che può essere dato anche da una pausa caffè, è il momento più solenne, come può essere per le famiglie che credono, il momento della funzione religiosa, cattolica oppure di altre religioni. Trevisin, l'emozione che lei nota di più è quando si chiude questa bara o quando questa bara viene messa nella fossa oppure nell'oculo che viene cremata? Dov'è che lei nota più l'emozione? Diciamo che ci sono dei momenti prestabiliti anche a livello della psicologia di studio nei quali si elabora il lutto. Il primo momento è proprio quando la persona viene a mancare, la seconda quando non la vedo più, quindi chiudo la bara, però ho sempre questo oggetto che mi ricorda le dimensioni, lo spazio di quella persona. La terza è proprio materialmente quando la bara sparisce, l'interramento piuttosto che andare al crematorio. Sono tre momenti forti, nei primi non siamo presenti, ma gli altri due hanno la stessa intensità. Il saluto che viene dato a una persona che va via, che può essere di 5 minuti che la rivedi dopo poco o infinita come può essere un funerale, suscita sempre un fiorire di sentimenti, di emozioni che veramente coinvolgono anche le persone a fianco. Anche la persona che va a salutare ma non è in prima persona partecipe a questo, magari lo fa perché è dovuto oppure perché un senso di vicinanza di lavoro o cose del genere, si trasforma proprio in un trasmettere emozioni, il sentimento che il dottore prima spiegava e che per fortuna c'è sempre di base. Grazie anche a Trevisin, avete capito che noi dobbiamo iniziare anche a parlare e dire questa parola morte che, dottor Miotello, non fa molta paura ai giovani, anzi c'è quasi una sfida di alcuni con questa terribile parola che è la morte. Io so che alzo l'asticella e può succedermi di tutto, però l'adrenalina che mi dà alzare l'asticella la provo solo in quel momento e io mi ci butto dentro. Ma quello che io volevo anche chiederle, dottor Miotello, perché il tempo è tiranno e le domande sono tante, noi parliamo di femminicidi, parliamo di morti, ma si parla pochissimo dei figli che rimangono. Questi figli, questi bambini, questi adolescenti che non avranno più la loro mamma, che è una cosa fondamentale, in un momento anche molto delicato di crescita. Io non vedo che ci sia tutta questa attenzione verso questa figura che sono i figli, le figlie, i bambini, le bambine. Mi sembra che tutto proprio il nocciolo della questione sia la morte della persona e non quello che rimane, come dobbiamo accompagnare. Lei cosa dice, dottor Miotello? C'è questa attenzione verso questi bambini, queste figure così delicate e fragili che rimangono a vivere una vita diversa in brevissimo tempo? Ma chiaramente il dramma è un dramma collettivo, non è un dramma individuale, cioè voglio dire non c'è solo indubbiamente l'evento acuto, ma c'è quello che l'evento in qualche modo coinvolge. I bambini e i figli di queste situazioni qua sono stati oggetto più volte a livello così di indagine psicologica, di molti approfondimenti per la verità. Il problema è che in questi casi siamo tutti schiacciati da un enorme senso di tragedia, evidentemente,
che ci prende e che facciamo fatica a gestire, per cui possiamo facilmente pensare che ci siano dei tempi diversi per quanto riguarda l'attenzione a chi resta rispetto a chi è andato via, evidentemente. Sugli aspetti dei bambini ci sono tuttavia delle presenze nel territorio, dei servizi che possono dare una mano in questo senso qua, per cui credo di poter dire che anche se non è molto pubblicizzato ci sono delle strutture, ci sono dei gruppi di lavoro che possono intervenire in questi casi. Tuttavia va riconosciuto che probabilmente il grosso contributo lo dà chi rimane della famiglia. E qui chiaramente verranno fuori le risorse di ciascuno, quello che ciascuno può tirare fuori, perché le crisi sono anche occasioni per far emergere cose che magari aspetti, inclinazioni, sentimenti che noi non sapevamo. Per cui voglio dire, c'è certamente una famiglia allargata, in questo caso ai nonni, agli zii, che può avere una funzione importante in questo senso qua, e che naturalmente richiede anche di essere aiutata, perché è evidente che in queste situazioni imprevedibili tutti quanti nel disorientamento abbiamo sì occasione di tirare fuori qualcosa di nuovo, ma abbiamo anche da pagare rispetto a questa situazione. Io direi allora che certamente da una parte c'è da pensare all'intervento pubblico, e di fatto esiste ed è bene fatto, ma poi ci sarà da enfatizzare tutto quello che è l'aspetto di vicinanza familiare. E poi ci sono delle situazioni che assumono valenze un po' più drammatiche, che chiedono qualche volta degli interventi più decisi. Voglio dire, una offerta a questi bambini di entrare in qualche gruppo organizzato, in qualche comunità, come situazioni estreme, quando non c'è nulla che può supportare un vuoto determinato anche da queste cose. C'è da tenere presente per ultimo, e questo è importante dirlo, che nei casi di drammi come quelli familiari in cui uno dei due genitori viene ucciso, c'è certamente alle spalle una storia, e questa storia travagliata il più delle volte, difficilissima, ha visto i bambini già pagare molto. Per cui c'è anche questo aspetto, no, di qualcosa che ha appesantito il loro sviluppo, che probabilmente lascerà delle grandi cicatrici, probabilmente al pari di quello che della morte, insomma, della madre o del padre, evidentemente. Per cui c'è anche una storia da tenere presente. Noi quando affrontiamo un evento lo affrontiamo con quello che abbiamo, ma anche con le esperienze che abbiamo fatto, con gli incontri che abbiamo avuto, che costituiscono tutte quelle dimensioni, tutte quelle variabili che ci permettono di affrontare meglio, oppure affrontare in senso negativo, evidentemente se sono state negative, che ci permettono di affrontare il dramma di questo lutto improvviso e imprevedibile. Per cui una storia che ci può aiutare oppure no, un ambiente prossimale più o meno disponibile, e delle risorse che ci sono certamente, la vicinanza. Noi veneti, adesso visto che la sua trasmissione è proprio richiama i veneti, io penso di poter dire, ma questo lo dico perché l'ho anche sperimentato, siamo gente che è capace di essere vicini. In queste situazioni abbiamo scoperto, abbiamo visto, personalmente lo posso dire, che molta gente ha questa sensibilità, che è capace di farsi carico. Io parlo di quello che conosco, evidentemente, degli aspetti, però i veneti vanno riconosciuti come gente che si dà da fare, che sa affrontare l'emergenza. Per cui è proprio un passaggio tra il nucleo che è stato colpito da questo dramma, da queste tragedie, a quella che è la storia di ciascuno, a quelli che sono l'ambiente prossimale, ma anche quello che è un ambiente più allargato, dei vicini, delle vicinanze, di chi in qualche modo insomma abita lì vicino. Io ricordo per ultimo, proprio in occasione di un altro evento importante come quella che è stata l'alluvione, come ci sia della gente che ha sperimentato una vicinanza di persone che prima erano anonime, che erano anche vicini di casa, con cui non si parlava mai, eppure questa imprevista emergenza ha consentito a queste persone di riconoscersi, di vedersi, di parlarsi, e dunque c'erano già delle risorse che aspettavano solo di essere emerse. Le crisi drammatiche che viviamo devono essere anche riconosciute come occasione per far tirare fuori delle cose che abbiamo e che magari non sappiamo neanche noi di avere,
ma che certamente in questi casi sono importanti, che vengono fuori e vengono utilizzate. Grazie dottor Miotello, era importante che lei spiegasse, perché io ricevo e purtroppo incontro anche questi ragazzi e devo dire, dottor Miotello, che non sono per niente contenta. Sono molto tristi, molti intraprendono anche dei percorsi pericolosi, frequentando compagnie dove loro si sentono accettati, che non si sentono diversi, e siccome io ho la sfortuna anche di parlare con loro, sento quello che mi raccontano. Quando perdono la mamma è una tragedia, se non c'è questa famiglia allargata, la fortuna di avere una famiglia allargata che cerca anche di accompagnarti su questi momenti terribili che tu vivi, e devo dire la verità, mi scusi dottor Miatello, non ci siamo proprio. Ecco, la comunità si stringe, lo vediamo anche ai funerali Ivan Trevisin, ecco la comunità che partecipa. Penso che il funerale di Giulia Cecchettin abbia dimostrato la sensibilità e l'unione della comunità di stringersi attorno a questo padre, a questa famiglia, però dopo c'è il dopo. Il dopo. Io ho avuto la fortuna anche di parlare con Gino Cecchettin a questo grande presepio che avevo fatto l'anno scorso per ricordare Giulia, che era appassionata di presepi, io non lo sapevo. Ed è una persona delicata ma fortissima, è una persona che deve accompagnare altri 2 figli e lo sa, ed è un percorso molto difficile oltretutto perché è anche vedovo, perciò lo deve fare da solo, però c'è anche una famiglia allargata, c'è una nonna, ci sono i fratelli, gli zii, c'era già una comunità, ma quelli che non ce l'hanno, ecco, quelli che non riusciamo ad accompagnare perché non sono famosi, perché non hanno la possibilità di esprimersi, perché il Minovo combatta, non conoscevo. Ecco, invece Trevisin, anche a questi vengono fatti i funerali, agli ultimi dico io, a quelli che non hanno niente, non c'è nessuno che li accompagni, sì. Eppure magari anche loro hanno dato qualcosa nella vita, però la comunità se non conosce non si stringe, basta vedere quando vengono fatti i funerali, pochissime persone, qualche amico se c'è, o addirittura nessuno, perché mi è capitato e devo dire la verità che succede anche questo, perché sì lo conoscevo ma se è morto, non me ne frega più. Ecco, cosa nota anche nelle parole che ha detto il dottor Miotello Trevisin? Sì, come diceva il dottore, i Veneti sono decisamente un popolo forte su questo, sulla vicinanza, sull'aggregazione, logicamente più nei comuni, nelle comunità più ristrette rispetto che nelle grandi città, però se pensiamo ad esempio alla nostra Treviso, grande città, 80.000 residenti, quindi è un gran paese, quindi le persone conosciute, la cosa che fa pensare certe volte, che si dà per scontato, è che l'esequia di una persona molto importante partecipa alla cittadinanza, ma ti fa strano e colpisce ancora di più che il calzolaio, il panettiere, l'artigiano, la persona, il nonnetto della strada che fa attraversare i bambini alla scuola hanno partecipazioni certe volte ancora maggiori. Cioè il bene viene riconosciuto, viene vissuto, viene visto. I funerali diventano un momento di aggregazione, per assurdo, nei quali vedi che una persona molto semplice, uno che pensavi fosse un ultimo, un clochard, qualcuno rimasto, riesce a spostare masse, riesce a spostare sentimenti, persone, riesce a spostare anche istituzioni molte volte, perché l'ASL della Veneta è molto vicina in questi ambiti, ci sono centri di ascolto, ci sono psicologi pubblici che danno la loro disponibilità e che quindi aiutano questi percorsi di elaborazione del lutto, però è anche da parte delle istituzioni che c'è una visione su quello che riguarda il cambiamento del nostro settore, il cambiamento dato dall'aumento della cremazione, degli spazi, dal rispetto della natura, da non volere tanto cemento o marmo in cimitero per i defunti quanto più spazio e più alberi per i vivi. Cosa costa un funerale di media, diciamo, senza andare, cioè un funerale di media, cosa costa? Diciamo che il funerale di media ha sempre un significato un po' intrinseco, nel senso che bisogna capire cosa intende una persona per funerale. Per quello che riguarda il nostro settore, un funerale è quello che l'agenzia funebre, la casa funeraria offre, però bisogna considerarlo nel completo. Il problema che abbiamo di base in Italia è che abbiamo una legge sulla funeraria
che è un decreto del Presidente della Repubblica del 90. Quindi ogni comune applica delle tariffe, delle spese diverse per quello che è la gestione. Lo stesso posto, che si chiama loculo, in cimitero, può costare dai 1.500 ai 4.000 euro. Cosa vuol dire? Che un cittadino di un comune diverso, per avere lo stesso bene pubblico, spende già quasi 3.000 euro di differenza. Un costo di un funerale può essere 2.500, 3.000, si riesce a far tutto, si può spendere di più, meno. Le cose che cambiano molto sono gli accessori, quello che si mette in più, però la tendenza è di semplificare, si va verso alla cremazione per non occupare spazio, per non lasciare incombenze. C'è più cremazione che fossa allora? Treviso, per dire, io ho i dati di Treviso, gestiamo anche a livello nazionale uno studio, però di Treviso siamo quasi al 70% di cremazione, quindi è molto aumentata. Anche la famiglia che aveva un'importante tomba monumentale, chissà cosa, non vuole lasciare preoccupazioni ai propri figli e opta per questa scelta. Tanto la cerimonia, la Chiesa accetta la cremazione, quindi da quel lato non c'è nessun problema. Tutto quello che riguarda l'onoranza viene fatta completa. Si ha una semplificazione del post. Allora, un'altra domanda, Trevisan, che mi chiedono, e veramente devo farla, mi chiedono, ma i cinesi non muoiono mai, che non li vediamo mai, non vediamo i funerali cinesi? Allora, spieghiamo come funziona invece Trevisan, perché lì ho il coraggio di dirlo, perché mi chiedono queste cose. Mirella, quando hai un ospite chiedi, allora, come funziona, ecco, quando muore un cinese, una persona straniera? Però i cinesi sono quelli che hanno gli occhi puntati, sì. Ecco, prego. Mirella ha sempre la domandina quella giusta. No, allora, i cinesi, come le altre comunità che sono ormai intrinseche al nostro territorio e sono comunità molto importanti e molto numerose, tendono sempre a rispettare le loro usanze, quindi se c'è un anziano fanno in modo che quell'anziano torni a casa, diciamo, venga rimpatriato. Le seconde e le terze generazioni, ormai mescolate con usi e costumi italiani o veneti addirittura, in questo caso, tendono anche a rimanere qui nei nostri, a fare le cerimonie qui, a rimanere nei nostri cimiteri. I cinesi sono sempre quella comunità un po' più silenziosa, un po' più tranquilla, non si sentono mai scandali di, che ne so, cose negative su di loro, sono molto riservati come comunità, sono molto chiusi. Ma in cimitero c'è anche un settore, oppure perché ci sono vari settori nei cimiteri? Allora, ad esempio il Maggiore Treviso ha dei settori riservati per i musulmani, quello è stato predisposto, ci sono dei settori per gli ebrei proprio, per le persone di fede ebraica, non ci sono settori destinati ai cinesi perché loro, essendo maggior parte delle comunità qui di Treviso buddiste, quindi optano per la cremazione, hanno solo un senso di conservazione dell'urna, non mi interessa dov'è, perché faccio tutta la cerimonia a priori in un modo diverso da quello che siamo abituati noi a vedere nella celebrazione col feretro in chiesa, con tutta la messa. Un'altra cosa loro. Sì. Anche gli islamici loro celebrano prima, cioè la loro messa, se così si può definire, mi scusino per il termine sbagliato, però è data già nella preparazione, nel lavaggio, nella preghiera iniziale. L'arrivare al cimitero è solo un deporre, un involucro che non ha più dentro la persona, non ha più bisogno di avere la presenza del celebrante. Molto chiaro e grazie, così avete capito anche a casa, visto che fanno le domande io cerco di rispondere con gli ospiti competenti. Allora, quello che volevo chiedere invece al dottor Miatello, io sento ultimamente parlare molto, anche nelle scuole, degli alert. Cosa sono gli alert, dottor Miatello? E cosa mettono in evidenza questi alti a livello di cervello proprio? Ho gli alert nel cervello che mi indicano. Cosa sono? Perché sento questa parola ultimamente. Ogni tanto ne esce una di nuova, dottor Miatello. Cosa sono gli alert? Ecco, spieghiamo bene a casa, perché adesso esce anche questa parola. Prego. Dunque, devo dire che il lessico dei ragazzi è un lessico che ha caratteristiche per sorprendere, per cui più le cose vengono dette sono inabituali, più sono sorprendenti, più vengono utilizzate da questi ragazzi. Ora, io ho più esperienza di ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, cioè le vecchie medie, ma sono modi di dire che segnalano la presenza di situazioni molto personali che però hanno nel collettivo un significato
di attirare l'attenzione, cioè di coagulare un po' molte cose. È come dire, sono preoccupato, c'è una cosa che mi interessa, ci sono degli argomenti insomma che mi prendono. Sono modalità passepartout che esprimono da una parte l'originalità di chi le dice, dall'altra parte anche un discorso collettivo, cioè è un misto tra qualcosa che mi appartiene e mi qualifica e qualcosa invece che appartiene al lessico e al linguaggio di tutti. Per cui un linguaggio condiviso è come l'emoticon che mandiamo nei messaggini, sono modalità diffuse, generali, però che acquistano di volta in volta dei significati molto personali. Per cui sono dei contenitori, dei passepartout, dentro le quali ognuno mette un po' quello che vuole, ma soprattutto per dire e dare significato che io sono questo, cioè è un modo per qualificarsi, è un modo per identificarsi diverso dagli altri e per segnalare una propria originalità. È molto adolescenziale questa cosa qua, è molto, come dire, legato a un bisogno di occupare uno spazio e di essere riconosciuto dagli altri, cioè di propormi come unico personaggio che ha le sue caratteristiche, le sue modalità, e con queste caratteristiche e modalità mi propongo agli altri e occupo lo spazio e occupo valore e mi do valore in questo senso qua. Grazie veramente, dottor Miotello, perché è giusto anche che a casa capiscono, perché già c'è poca trasparenza. Io spero con la mia trasmissione invece di far capire anche quando mi chiedono quelle cose, perché è giusto capire. Abbiamo Nadia, vai Nadia. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti e ciao Ivan. Ciao Nadia. Ciao. Ti conosco da vecchia data. Ascolta, niente, una mia curiosità. Quanto costa la permanenza in casa funeraria prima del funerale? Grazie, arrivederci e buona giornata. Eccola qua, cosa mi costa la permanenza in casa funeraria se qualcuno non viene a vedere e a capire che forse qualcuno deve pagare sto funerale? Allora ti lascio là intanto che ci mettiamo d'accordo chi deve pagare e chi no. Prego Ivan. Allora, dal momento in cui viene a mancare una persona in Veneto fino a 30 ore da quel momento, la legge veneta permette di trasferire questa persona che è venuta a mancare o in un obitorio pubblico o in una casa funeraria, che vuol dire che da queste 30 ore poi partirà la veglia effettivamente, poi quindi il funerale, che vuol dire che si può parlare di 2-3 giorni o anche più giorni se si necessita che parenti, familiari e amici rientrino dall'estero. Tutti questi giorni non sono a pagamento. Non si paga la struttura casa funeraria, si paga il trasferimento dal luogo del decesso alla struttura ospitante, casa funeraria o obitorio, che sono tariffe convenzionate con i vari comuni. Ogni comune decide che tariffe applicare nel suo territorio, però la permanenza vera e propria, quella non è a pagamento. Quindi chiedere l'espletamento di un funerale a un'impresa funebre che abbia la casa funeraria o che non abbia la casa funeraria ha lo stesso costo. Logicamente, avendo gli investimenti, ci sono dei valori aggiunti. Ecco, avete capito, hai fatto bene Nadia, perché sono le domande che veramente si pongono. Allora, dottor Miotello, un'altra cosa che preoccupa sono questi social dove questi ragazzi veramente sono immersi dalla sera alla mattina, guai se manca il cellulare. Io ho visto delle ragazze terribili, per 5 secondi hanno detto noi andiamo in crisi se non riusciamo a guardare la notifica, quello che arriva. Ma soprattutto da parte di questi genitori che non riescono a crescere, che danno in mano questi giochetti, questi telefonini ai bambini di 4-5 anni. Ma tanto cosa vuoi che sia? Ecco, sta giocando, sì, ma sta giocando, dico io, col tuo smartphone, guarda che gliel'hai insegnato tu. E beh, ma non c'è niente di male, qual è il problema? Io faccio le mie cose, lui è impegnato. Cioè, forse c'è qualche genitore che non ha ancora capito che forse a 4, 5, 6 anni non è proprio, anche dopo io direi, di dare questi strumenti terribili nelle mani di questi ragazzi, che poi succede anche questo, che questi ragazzi smanettano in continuazione
e il genitore non riesce neanche ad aprire il telefonino a volte, perché fai tu lo SPID, fai tu tutto, senza informarsi. Ma sono anche genitori giovani, non è che siano genitori di una volta, forse sono più attenti quelli di una volta a queste cose che i giovani. Perché, ecco, dare... proprio per togliersi di mezzo questo bambino che invece chiede perché sì, perché no, invece di rispondere ti do questo strumento, così risolvo tutti i problemi, non sono in imbarazzo con il perché. Prego, dottor Miotelli, perché invece vanno spiegati i bambini perché sì e perché no? Beh, questo è evidente, assolutamente. Comunque sul tema dell'uso del telefonino si sta muovendo molto da molto tempo, ci sono molte iniziative e anche molti, come dire, corsi rivolti ai genitori. È evidente che il problema non si tratta di abolire il telefonino o l'uso così che deve essere per forza fatto, non è possibile rinunciare al telefonino. Il problema è come si utilizza il telefonino. Allora ci devono essere in questo senso qua delle chiarezze molto semplici. Prima di 2 anni o anche prima di 3 il telefonino non esiste, perché il bambino ha bisogno di avere dei genitori con cui guardarsi in faccia, con cui imparare a confrontarsi, con cui imparare un linguaggio condiviso. Per cui il telefonino, che occupa tantissimo spazio, che impedisce in qualche modo quello che è lo scambio, la modalità di sviluppo essenziale, che è quella di riuscire a capire l'altro, perché lo ascolto, perché ne condivido le sue intenzioni, perché capisco il suo stato d'animo, perché mi insegna i sentimenti. Questa è la cosa prioritaria. Il telefonino in questo senso qua è fuori posto, non deve esistere. Prima di 3 anni il telefonino è vietato, è out. Poi, se vediamo poi tutti i contributi, ci sono un sacco di enti italiani e anche internazionali che hanno affrontato questi temi. Ci sono delle contingentazioni, cioè si danno dei tempi per età, il che vuol dire che per esempio in America, ma anche in alcuni paesi europei, il telefonino è vietato per quanto riguarda l'utilizzo nei bambini, è vietato a scuola, ed è una cosa che succede anche da noi, e in ogni caso non viene regalato prima di 12 anni. Il che vuol dire che prima di 12 anni il telefonino posso prendere quello della mamma, ma non ho il mio telefonino, e in ogni caso il tempo deve essere limitato. Ci sono delle statistiche che dicono che un ragazzo che ha 10 anni, cioè che sta a cavallo tra la scuola primaria, la scuola elementare e la scuola media, può stare al telefonino come minimo dalle 4 alle 6 ore al giorno. Questo sono dei dati di letteratura, insomma, di ricerca. Il che vuol dire che quelle 4-6 ore, che sono chiaramente più o meno, uno può dire, insomma, è tanto o poco, ma il problema va visto in un'altra prospettiva. È tanto o poco nella misura in cui mi toglie qualcos'altro, cioè mi toglie la possibilità di sperimentare, di vivere, di incontrarmi, di parlare, di giocare, di confrontarmi, di arrabbiarmi. Queste esperienze sono le esperienze vere che mi plasmano, non le esperienze che vengono veicolate dai media, dai video, e che è un'esperienza virtuale e non reale. Per cui il bene o male del telefonino, su cui noi non possiamo chiaramente rinunciare, deve essere visto nella misura in cui mi sottrae occasioni, mi sottrae opportunità, mi tira via delle esperienze che sono quelle che mi fondono, quelle di cui i ragazzini e anche i soggetti più grandi hanno bisogno. Esperienze naturalmente con degli adulti in mezzo, che sono quelli che in qualche modo cercano di portare un contributo perché quelle esperienze siano il più possibili capaci di organizzare uno sviluppo. È chiaro che la scuola qui ha una responsabilità enorme, e torno al concetto di prima, alla mia opinione che avevo già espresso. La scuola va valorizzata di più, gli insegnanti vanno riconosciuti meglio, vanno anche remunerati in maniera diversa, ma la scuola deve entrare nella comunità, non può essere una scuola lontana, deve essere uno dei fattori di crescita, dei fattori importanti, insieme a quelle che sono le persone, quella che è il sindaco, quella che è la comunità. Per cui il telefonino è un'occasione importante nella misura in cui ci dà un contributo, ma il contributo deve essere visto se è qualcosa che viene messo insieme al resto, e se si sottrae, se è qualcosa che tira via, è sbagliato, non ci serve, non è quella
la strada per diventare grandi e diventare maturi, è qualcosa che passa invece per la vita, non per la vita virtuale. Dottor Miotello, io l'altro giorno ho avuto un papà, il filo di Simo, questa associazione che ha aperto dopo il suicidio del figlio. E quello che mi ha veramente colpito è che ha detto che stanno seguendo 200 ragazzi in questo percorso terribile per non arrivare al suicidio. Cos'è il suicidio per un giovane? Perché se riesce a fare una cosa così terribile, togliersi la vita, come si fa a togliersi la vita in un'età invece dove la vita ti sorride, dove veramente per quello che guarda da fuori dice ma questo ragazzo aveva tutto bello, una bella famiglia, stava bene, andava bene a scuola, non c'erano problemi, eppure aveva il male di vivere, che è una cosa terribile. Io ho una ragazza che sto seguendo e le posso assicurare, dottor Miotello, che quando parlo assieme mi vengono i brividi, mi dice tu non hai idea cosa vuol dire per me aprire gli occhi al mattino e alzarmi da letto. Ecco, tu non hai idea quanto male noi stiamo. Cos'è il male di vivere, dottor Miotello, in questi giovani? Parliamo di loro questa mattina. Ma è qualcosa che abbiamo sperimentato tutti, non è una cosa specifica di questa epoca o di questa età, è una cosa che fa parte della quotidianità, di cui dobbiamo per forza parlare, cioè ci sono delle mattine in cui cominciare la giornata è difficile per tutti ed è una pesantezza per tutti, per cui non è tanto che vivere sia riconosciuto come difficile, lo sappiamo, il problema è che probabilmente oggi questo peso insomma, che possiamo sperimentare è un peso insopportabile e qualche volta questo peso insopportabile viene affrontato in maniera in qualche modo noi lo chiamiamo un po' scompensata, cioè è capace di determinare una rottura completa di una continuità della vita. Questo probabilmente è anche dovuto al fatto che noi siamo ormai abituati tutti quanti a scelte molto radicali, molto veloci e scelte di cui non ci rendiamo molto conto delle conseguenze. Cioè c'è questa facilità di passare all'atto, come diciamo noi, c'è una pochissima fase di latenza, c'è una soglia piccolissima tra poter aggredire uno perché mi ha dato fastidio, così come insultarlo, così come fargli male, cioè non c'è in qualche modo insomma un tempo di riflessione. Allora il peso di vivere che abbiamo tutti sperimentato in questi ragazzi che probabilmente forse non ne hanno mai più di tanto preso consapevolezza oppure in qualche momento diventa assolutamente troppo questo peso, trova risposte impulsive, improvvise e risposte che possono esitare anche in quelle situazioni drammatiche che sappiamo. Tuttavia una domanda che dobbiamo porci e noi che siamo gli specialisti dobbiamo porci più spesso e che richiamiamo spesso anche i genitori è che non è possibile che non ci siano dei segnali prima di un malessere. Perché se è vero che il peso della vita è comune, è anche vero che ci sono delle situazioni che da tempo possono covare e possono dare segnale di disagio da molto tempo. Allora la domanda è perché nessuno si è accorto, perché nessuno ha fatto qualcosa nel momento in cui si è reso conto che ci sono delle situazioni di difficoltà, di malessere, che c'è un ragazzino che improvvisamente o più o perlomeno con una certa velocità chiude, rinuncia alle relazioni, comincia a essere cupo, non ha più voglia di fare niente, si ritira in casa, non ha contatti, è irritabile soprattutto. Ecco, allora c'è certamente la necessità di domandarsi, ed è quel discorso che facevamo un po' all'inizio, insomma, no? Rispetto a una storia. Questi ragazzini che arrivano a questi punti devono avere una storia di cui qualcosa noi dovevamo già capire, dovevamo già leggere. Queste cose improvvise, queste cose in cui improvvisamente un ragazzino che è sempre andato bene poi improvvisamente si toglie la vita, non sono del tutto credibili. Ci sono sempre delle cose nel passato che possono essere viste. Poi è chiaro, c'è sempre un trauma, c'è sempre qualcosa che ha il potere di rompere, di esplodere, però
chiaro c'è qualcos'altro che viene prima che permette a questo evento drammatico di portare a quei risultati. È chiaro che questo è una delle tante cose, delle variabili che noi possiamo considerare. E poi è chiaro che probabilmente anche il valore della vita, così come il valore della morte, di cui si parla molto poco. Io sono molto contento che oggi si parli di morte e anche di funerale, nel senso che tutte queste cose per i giovani, ma noi oggi vediamo morte dappertutto, cioè vediamo la guerra, abbiamo il televisore, però ormai è anche un allenamento, cioè nessuno dà più fastidio a vedere, nessuno poi muove niente, per cui c'è anche un'idea della morte un po' da tempo rimossa, una morte che nella sua quotidianità diventa evento normale, evento quotidiano, per cui possono anche decidere in maniera molto paradossale, in maniera molto drammatica, in maniera molto incomprensibile di fare una cosa perché tanto non mi fa più paura, perché piuttosto che stare male così tanto, questa cosa non mi fa così paura come il male che provo. È come tagliarsi, mi taglio per sentire un dolore in qualche modo meno grosso del dolore più importante che non so gestire. Faccio una specie di vaccinazione, mi vaccino un dolore piccolo per poter affrontare un dolore molto più grande. Ecco, sono tutte modalità nuove rispetto a un passato, però alcuni aspetti che anche noi abbiamo sperimentato si ripropongono oggi, solo che oggi probabilmente questi ragazzi, noi adulti anche, non siamo in qualche modo come allora, abbiamo altre modalità per affrontare le cose, e tra cui anche queste scelte radicali, molto più facili, molto più accettate, perché di fatto queste cose radicali abitano tutti i giorni, ci contornano, fanno parte della quotidianità. La morte è un po' come vedere uno spettacolo, è come avere degli eventi davanti, è come in qualche modo giocare ai videogiochi, non è molto diverso. Io la ringrazio veramente di essere stato con noi, dottor Piergiorgio Miotello, Centro Neuroscienze di Rosà. Siamo andati a scuola anche questa mattina con questi illustri ospiti che fanno capire che forse dobbiamo guardare di più questi ragazzi, ascoltarli di più, i segnali ci sono ed è giusto che l'abbia detto dottor Miotello, perché è vero che loro i segnali ci sono e dobbiamo smettere di dire è un po' esaurito, no? Dobbiamo portarlo da questi professionisti che forse riescono a capire che non è solo l'esaurimento nervoso, come c'è depresso e sgonfiato l'esaurimento, ma c'è qualcosa di più profondo che va veramente curato da questi esperti, perciò a casa capite bene che ci sono questi segnali, dobbiamo attenzionarli. Grazie veramente dottor Miotello. Come ci saluta Trevisin? Cosa vuole dire? Ma perfettamente in linea col dottore, che ringrazio dei suoi interventi, anch'io decisamente. In Italia si può parlare di tutto, si può parlare di prostituzione, di droga, di gender, di quello che si vuole, non si parla di morte. Non si parla di morte, ogni film ha un funerale, ogni serie televisiva succede qualcosa, ogni videogioco ha sempre una sparatoria, quasi quasi era meglio Bud Spencer a cazzottoni, così che ti faceva capire un po' le cose. Il vincitore, lo sconfitto c'è sempre. C'era qualcosa, non sicuramente queste cose così estreme, perché ogni volta che c'è un decesso, che c'è una cosa così estrema come un suicidio, quando vengono da noi non c'è solo il suicida, ma sono morti anche entrambi i genitori. Tu parli con persone che non esistono più. Quindi ben venga il lavoro del dottore e quello che con la tua divulgazione stai facendo anche tu quotidianamente, perché anche oggi ne abbiamo parlato. Certo, anche oggi ne abbiamo parlato. Grazie, grazie anche a Iva Trevisin, imprenditore, grazie anche ancora al dottor Miotello, pubblicità. Adesso torniamo a parlare invece un argomento che a Mirella sta molto a cuore, che è la figura femminile. Questa figura femminile che fa fatica a salire questa scala, l'avete sentito anche in questi giorni dalle stesse ospiti che ho avuto, ma io continuo a parlare per capire che forse oltre a questa figura femminile deve essere affiancata dalla figura maschile, soprattutto con rispetto e la gentilezza. Ne parleremo con Michela Surian, figurinista che voi avete già conosciuto tempo fa e che lei fa delle cose bellissime, degli abiti bellissimi per valorizzare la donna. Prego Michela. Intanto buongiorno e grazie per avermi ospitato anche questa volta, perché mi richiesto la mia presenza. Ecco, allora io dico sempre ogni giorno alle signore, soprattutto
soprattutto anche le signore che vengono nel mio negozio, che magari sono giunoniche, no? Queste signore un po' formose che tendono un po' a coprirsi, oppure che sono anche umiliate dal suo aspetto fisico, non si sentono sicure di se stesse, che in ognuno di noi c'è qualcosa di molto bello, di molto pregiato, di molto prezioso, dove possiamo anche esibirlo e sentirsi orgogliose di esibirlo, di sentirsi soprattutto sicure di se stesse su quello che si fa e avere sempre la capacità e la certezza che potere è volere. Potere è volere, e se c'è qualcosa che non va, parlate, confidate con un'amica che magari voi la ritenete anche più forte di voi, più sicura di voi, che anche magari la seguite come esempio, no? Come esempio nella vita, che secondo voi vi piace. Parlate, perché sicuramente un aiuto lo troverete, perché stare zitti e far vedere che tutto va bene non è proprio, secondo me non è la modalità giusta, ma fin da piccole, fin da giovani queste ragazze, io mi ricordo ad esempio mia figlia, no? Quando studiava a Treviso, mi diceva: mamma, guarda, se io rientro a mezzogiorno e mezzo, l'una con la corriera mi va bene, ma se rientro alle 5 quando c'è l'imbrunire preferisco che mi viene a prendere, perché non mi piace frequentare certi posti, salire in corriera, non mi sento sicura. Quindi io cercavo sempre di non incoraggiarla nell'essere sicura di se stessa, ma di coinvolgerla e proteggerla sotto questa forma, cioè quindi, tra virgolette, passami il termine, mi sacrificavo del tempo mio, che comunque è prezioso quello che tu condividi con i tuoi figli, però me l'andavo a prendere anche se era un sacrificio, perché facevo sì che la sua insicurezza diventasse sicurezza. Quindi anche alle signore dico sempre: guardate che voi avete degli aspetti che sono bellissimi ma non li sapete valorizzare, quindi chiedete, parlate, consigliatevi con qualsiasi persona, perché qualsiasi persona vi può dare secondo me un consiglio costruttivo. Allora saluto anche il sindaco di Gagliarine, Diego Zanchetta. Grazie sindaco di essere con noi, importante anche questa figura dove spesso la donna si rivolge in caso di estrema necessità, che è anche la sua sicurezza. Come vede la situazione sindaco? Perché è l'unica porta che si apre, ecco, queste donne è o il sindaco, i servizi sociali oppure le forze dell'ordine. Non è che abbiamo le panchine ma non abbiamo il dopo panchina, sindaco, non c'è niente da fare purtroppo, lo dico io, che sarebbe utile fare anche il dopo panchina per queste donne. Com'è la situazione dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, sindaco Zanchetta? Da fare ce n'è ancora. Ecco, dicevo buongiorno a tutti, da fare ce n'è veramente ancora tanto. Dobbiamo fare, per fortuna, ma non godo più di tanto, però comunque nel mio comune non ho almeno segnalate situazioni particolari, però basta leggere i giornali ogni giorno per vedere cosa succede in giro, non solo nelle grandi città ormai, ma è un problema che tocca anche le piccole comunità. Sindaco, quante panchine ha messo lei nel suo comune? Io ne ho 4, una per ogni frazione del territorio. Ma che riguarda solo il femminicidio o anche altre panchine? Ne ho una sull'infanzia e sui bambini, oltre alle 4 sulle... Che colore è? Azzurra. Azzurra. Ecco, questi colori, queste panchine, io sono contraria alle panchine, glielo dico subito sindaco, perché non è la panchina, è come investo io dopo la panchina, che è investire nella famiglia. Infatti ho sentito anche il dottor Miotello, che avevo ospite prima di lei, sindaco, il quale ha detto che bisogna investire nella scuola e nella famiglia, non c'è niente da fare, se non investiamo su questo noi siamo sconfitti. E questa la dice lunga. Aspetti, ho finito sindaco, sui numeri che abbiamo di femminicidi che sono omicidi. Noi abbiamo detto tanto, abbiamo fatto tanto, cerchiamo di dare il massimo, però questi omicidi, perché sono omicidi, li hanno chiamati femminicidi ma sono omicidi, ecco, hanno dei numeri che fanno impressione e la violenza non ha
età. E voi avete la coperta sempre cortissima, voi che siete i responsabili della salute dei cittadini, siete l'unico punto di riferimento del cittadino, della persona in difficoltà, perché non ce ne sono altre, questa è la verità. È il sindaco, è il servizio sociale che deve dare queste risposte e non riesce a darle perché mancano i numeri. Prego sindaco. No, dicevo che sono reduce proprio lunedì mattina, ho partecipato come provincia al Museo di Santa Caterina a Treviso, a una bellissima, veramente bella, coinvolgente mattinata dove il tema centrale del convegno era appunto la violenza, e devo dire con molta gioia ho visto tanti ragazzi presenti, sicuramente per il coinvolgimento delle scuole, ma molta attenzione al problema, questo sicuramente sì. Poi sulla panchina anch'io condivido, non è che sia la panchina che risolve il problema, la panchina è un manifesto dove ci si augura tutti che i cittadini vedendola ogni giorno capiscano, perché dico sempre, noi abbiamo vinto, avremo vinto la battaglia del 25 novembre, del 26 novembre, quando lo ricorderemo ogni giorno. Questo è importante, non basta un giorno all'anno. Sentiamo Michele Surian come commenta quello che ho detto io e quello che ha detto anche il sindaco Diego Zanchetta, centrodestra, Lega, lo ricordiamo anche chi è il sindaco Zanchetta, prego. Bene, allora io penso, come vedete voi, che giustamente la panchina non fa la differenza. È un simbolo che più ne abbiamo nel paese, più la vedi, più la mente ti porta a pensare a questo problema, per far sì che il 25 novembre, come diceva il sindaco, non sia una volta sola, ma sia ricordato tutti i giorni. Io penso che ci vogliono tanti coinvolgimenti, sia a livello comunale, coinvolgere i giovani, portarli a vedere qual è il sacrificio, portarli a vedere qual è il rispetto nei confronti anche di un anziano, perché è tutto basato sul rispetto, la mancanza di rispetto. Quando uno porta a uccidere una donna è basato su mancanza di rispetto, gelosia, permettetemi, ignoranza. Perché questo? Perché se uno vuole bene a una persona, gli hai voluto bene, ci hai fatto anche dei figli, perché alla base c'è sempre l'amore. Quando un uomo porta a uccidere la moglie, la fidanzata, c'è stato l'amore. Se tu gli hai voluto bene, non riesci ad uccidere una persona. Quindi vuol dire che di base c'è un problema già a livello familiare di come è stato coinvolto nella loro vita, nella sua vita questa persona. Perché aggrapparsi in un modo così radicale a una donna e far sì di obbligarla che lei faccia parte per sempre della sua vita, quando una persona non lo vuole più perché non si sente in grado di soddisfare i bisogni di questa persona, io penso che a livello mentale siamo proprio a livello zero. Non è, sindaco Zanchetta, che forse dovremmo fare degli incontri per il cambiamento maschile, visto che l'unico posto dove possono arrivare sono i comuni, per cercare di far capire a questi uomini che c'è anche un percorso diverso. Io ieri ho avuto il dottor Romeo che si occupa proprio di questo ed è stato molto chiaro, ha detto c'è chi lo vuole fare e chi non lo vuole fare. C'è chi crede che può esserci un altro percorso e chi non ci crede, ma noi dobbiamo insistere su quelli che non ci credono. Non è possibile che questo uomo massacri la sua donna perché gli ha dato 3 femmine e neppure un maschio. È sua la colpa se non è nato il maschio, è mica della donna. È il suo il seme. Cioè, pensi l'ignoranza che c'è ancora, che circonda. Questi neanche si informano, mentre noi donne, quello dico ed è vero, siamo in prima linea, ci informiamo, cerchiamo di aiutare. L'uomo, la maggior parte, non tutti, tende invece a isolarsi, come che il fatto non fosse suo, non lo riguardasse, basta vedere delle manifestazioni. Lei è un uomo, è un sindaco, ecco, sente queste lamentele, questa disperazione di certe donne, però veramente ce ne vuole per dire che sei tu che non è la prima volta che lo sento, ecco, non riesci a darmi un maschio, mi dà solo femmine. Cioè, cerchiamo di capire che forse culturalmente dobbiamo fargli crescere nel bene e nel male, ma in qualche maniera dobbiamo pur far crescere questo uomo che non cresce. Prego, sindaco. Noi ci abbiamo provato l'anno scorso, abbiamo comunque lo sportello per gli uomini maltrattanti in comune grazie ai servizi sociali. Ci ho provato l'anno scorso, volevamo ricordare il 25 novembre con un qualcosa di diverso dal solito
e abbiamo fatto appunto in comune, organizzato un incontro con il tema degli uomini maltrattanti. Presenze veramente una persona è venuta. Meno male che l'ha detto sindaco, meno male una persona è andata, pensate. Una. Tra l'altro è venuta anche un po', l'ho tirata io personalmente, ho detto dai vieni, che insomma la serata è bella. Secondo lei perché il sindaco non vuole partecipare a queste importanti invece riunioni dove veramente tu puoi imparare qualcosa? Cioè se c'è una partita di calcio, lo sport quasi sempre, specialmente col calcio, non c'è problema. Quando invece c'è qualcosa che riguarda lui, la famiglia, i suoi figli, la comunità, non partecipo. Prego. Ma immagino sia come altri temi, fin tanto che non lo vivi in casa e non lo subisci o non hai un riferimento di una persona che ha fatto qualcosa, te ne infischi del problema. Non è Monica tuo. da Paese, poi continuiamo. Vai Monica. Ciao a tutti i vostri ospiti. Allora, volevo fare intanto i complimenti alla figurinista. Allora, io sono una donna, volevo un attimo dire una cosa, sono una donna di 57 anni, purtroppo sono in menopausa come tante donne e ho messo su qualche chilo. Io mi sento sempre, diciamo, fuori luogo. Mi sento un po' osservata dalle altre donne, mi sento un po' a disagio, diciamo. Adesso sto cercando di perdere peso, però mi sono un po' adattata al mio peso ora. Però con la menopausa si sa, tutte le donne mettono su qualche chilo e a volte non so mai come, non mi sento a mio agio con i miei vestiti, tante volte mi sento un po' a disagio. Anche con le altre donne, vedo le altre donne più magre di me e dico mamma mia, perché io non sono così magra e mi sento un po' a disagio, ecco. Poi volevo dire, col discorso delle panchine, anche per me le panchine, non sono tanto d'accordo sulle panchine, cioè, come dicevo anche ieri, c'è ben altro da fare, ma c'è tanto da fare. Per carità, io rispetto il sindaco di Gaiarina, è una bravissima persona da come parla e lo rispetto, però si potrebbe fare un po' di più per le donne in generale. Ma ad esempio Monica, cosa faresti? Una cosa che se tu fossi il sindaco faresti tu, cosa faresti di più? Ma io farei come si dice, riunioni, anche aggregazione e parlare di più per il rispetto per la donna, riunire anche la comunità e parlare con i giovani, parlare di più con i giovani e far sì che capiscano quanto bisogna rispettare le donne e quando dicono no è no. Grazie Monica delle tue riflessioni, veramente grazie. Sentiamo come risponde e come commenta anche la nostra Michela Surian. Mi sento a disagio perché ho messo su qualche chilo in più e le altre donne mi guardano con occhi strani e questo fa male, specialmente anche noi. L'importante è che chi gli sta vicino, che può essere il marito, il compagno, il figlio, la valorizzi, la faccia sentire bella, la faccia sentire importante, gli faccia capire che il chilo in più non è di certo che cambia il suo modo di essere, il suo modo di fare, il suo essere madre, il suo essere moglie, il suo essere compagna, anzi può essere che io ti dico che il chilo in più fa sì che tu non hai la ruga che magari quella magra ce l'ha. Io cerco di creare sempre questi aspetti molto molto positivi in una persona che si sente a suo disagio. Poi per quanto riguarda il sindaco mi è balzata l'idea adesso in questo momento, visto che avete provato a fare queste riunioni e non avete avuto nessun successo, nessun riscontro come mi è successo, l'ho provato anch'io questa situazione. Avete mai pensato di creare una formula per cui voi andate nelle case?
con la scusa di trovare, andare a incontrare delle persone, oppure nei bar, sindaco, andare a incontrare le persone, così fatalità il caso va che parlate di questo. Cioè, avete mai pensato a questo? Perché sicuramente voi vi viene segnalata la famiglia, la casa, tramite la scuola, il disagio del bambino che sicuramente parla con la maestra, perché psicologi ne parlano tutti i giorni di queste situazioni che vengono un po' manifestate a scuola. Avete mai pensato di andare voi con una scusa, ma non con, diciamo, con uno sgambetto, ma con una motivazione, anche che adesso è il Natale, a trovare qualche famiglia e a vedere come vivono e a vedere il disagio di questa moglie, se magari se ne sta zitta perché è il marito che non può parlare, che però con dei certi gesti vi fa capire che ha bisogno di aiuto? Non avete mai pensato a questo? Sindaco Zanchetta? Sì, l'idea è bella, non l'ho mai pensata, nel senso che non mi è mai successo per le donne maltrattate. Mi è successo in un altro caso, tra l'altro anche poco tempo fa, per un'altra situazione di disagio, assieme al mio assessore al sociale, sono andato a casa con una scusa e da là è stata una cosa importante, è nata una cosa importante, però su un altro tema. Però vede, sindaco Zanchetta, io ieri avevo il presidente dell'Umpli, Furlan, delle Proloco, e si parlava appunto di volontari, si parlava di aggregare soprattutto i giovani, e quando gli ho detto scusi, ma non è ora che forse andiamo a suonare i campanelli come una volta si faceva, faccio la festa, mi vieni a dare una mano, perché io sono convinta che se si presentano queste figure importanti per il paese, la risposta c'è. Oppure mandami tuo figlio, sono venuta a vedere se tuo figlio mi può venire a aiutare, mi dai. E sa che il presidente della Proloco mi ha detto, ma sai Mirella che hai proprio ragione, forse dovremmo far questo, perché la telefonata o la mail non ha lo stesso effetto che io mi presenti, e specialmente visto che abbiamo bisogno di giovani, cercare di capire se queste famiglie hanno questa possibilità, questi genitori che vogliono aiutare anche questi figli che magari da soli non riescono ad arrivare dal sindaco alle manifestazioni che fa, oppure la donna che è in difficoltà perché certi alert, come ha detto il dottor Miotello, ci sono i segnali, ci sono, sui paesi si conosce, si vede qual è più la fragilità. Cosa dice Sindaco? Beh sì, c'è sempre da imparare, quindi terrò sicuramente buono questo suggerimento. Non ho dubbi nel dire che se vai a casa a parlare o comunque parli con le persone, chiaramente non è lo stesso effetto di un post o di una telefonata, questo indubbiamente sì. E perciò io sono convinta che, e poi mi racconterà se mette, come ha detto anche il presidente della Proloco, che farà proprio questo, e soprattutto fare squadra, unirsi, fare squadra, cambiarsi le idee, cambiarsi anche il modo di pensare, di vedere la realtà che si vivono. Non è possibile che noi non abbiamo giovani nel volontariato, Sindaco, non è possibile. Ci sono, saranno pochi, non metto in dubbio, ma ci sono, ma da soli non arriveranno mai. E come prenderli? Siccome sono anche minori, tramite i genitori. Questi genitori che sono diventati pigri, che devono fare solo quello che vogliono loro. Oggi facciamo così perché l'ho deciso io, sono io che comando, sono io che ho deciso di fare questo, senza capire che magari le esigenze sono altre. Cosa dici, Michela? Guarda, io posso spiegare una mia esperienza che è successa a breve, da pochissimo. Praticamente io, Mirella sa benissimo che faccio abiti da teatro, e si è avvicinato a me un gruppo di signore che fanno teatro per volontariato, per donare ai disabili il ricavato. Nelle preparazioni di questi incontri che facevano le prove, una delle 5 signore si è ritirata e come motivazione ha detto: mio marito è geloso, non vuole, non riesco, non posso, mi crea storie, mi crea problemi ogni volta che io devo venire a fare le prove. E dice: adesso sicuramente faremo fatica a continuare perché ci manca un personaggio importante, tutte queste situazioni qua. E io dico: ma avete provato a coinvolgere il marito nella situazione? Così questa signora, invece di venire da sola, verrà con il marito, l'avete coinvolto, però
dobbiamo cercare di girare l'ostacolo per arrivare al traguardo, perché altrimenti andando dritti nel traguardo diventa difficile, diventano come queste riunioni che poi vanno a vuoto. Dobbiamo cercare un sistema per raggirare l'ostacolo e arrivare al dunque, tramite, come dicevi tu Mirella, tramite il genitore, tramite l'amico, tramite la signora, come dicevo prima. Parlate anche con il vicino, parlate con il vicino di Pianerottolo, avvisate anche la persona che vi sta a fianco se il vostro marito è violento, se sente qualche grida, di aiutare, di non avere paura di suonare il campanello, di chiamare chi secondo lui ritiene opportuno, che non è mai troppo, è troppo quando si arriva all'omicidio. Anche perché, Sindaco Zanchetta, io delle volte che chiamo queste donne, molte di loro per appunto il mondo del volontariato, oppure si invitano a qualche pranzo, a qualche festa, e la prima cosa che, non tutte, ma molte mi dicono: devo parlare con mio marito. Ma scusa, ho detto, ma io sto invitando te, sto mica invitando tuo marito. C'è ancora, sai che siamo ancora a profondo nord in certe situazioni, Sindaco Zanchetta, è inutile che ce la raccontiamo, l'abito non fa il monaco, no, l'abito fa anche il monaco. Prego, Sindaco Zanchetta. Beh, sicuramente sì, è tutto vero quello che dite. Sull'aspetto invece del volontario, poi magari riguarda forse anche qualche religione, qualche etnia diversa che ha un po' più questa abitudine che prima il marito, no? Vedo anch'io passeggiare ogni tanto per il paese alcune coppie dove ogni volta vedo l'uomo davanti alla donna, ma questo è un altro tema. Chiaro che quella donna vive in una situazione particolare. Noi abbiamo messo, e credo che anche questo aiuti e aiuterà, molte donne, questo sì, anche nel mio comune succede, non sanno l'italiano, non sanno la lingua. Abbiamo messo in piedi un corso di italiano e devo dire che ha dato i suoi frutti, perché avevamo a disposizione 30 posti, abbiamo bruciato i 30 posti veramente in qualche giorno. Ho la consapevolezza di poter pensare che queste persone che si sono avvicinate, prevalentemente donne, al corso di italiano, magari inizino anche ad integrarsi nella comunità. Integrandosi nella comunità sicuramente è più facile poi che se c'è o se subiscono una situazione di disagio in famiglia o presso altre persone, sia un po' più facile che alzino la mano. Sul volontariato invece devo dire che ho una comunità stupenda, ma faccio un esempio proprio veramente pratico, ma di ieri sera, ma ne ho tantissime. Abbiamo fatto una riunione perché a Gagliarine partirà la medicina di gruppo finalmente. C'era una app, la proprietà di un'app che ha spiegato come funziona la loro app. Si è alzato dal pubblico 2 persone dicendo: ci facciamo carico noi di insegnare agli anziani l'approccio all'app, per dire, ecco, quindi c'è questa sensibilità in paese, ma a Gagliarine, ma sento altri colleghi che sul discorso del volontariato, insomma, c'è interesse, ecco, c'è interesse. Sicuramente il nostro compito, il nostro ruolo li dobbiamo comunque mai dimenticarci di stimolare, quindi creare occasioni, creare opportunità, creare modalità perché la gente poi venga coinvolta. Io sono sempre dell'avviso che quando la gente è coinvolta in qualcosa, comunque sia un po' difficile che subisca, e se subisce sia un po' più facile che alzi la mano per chiedere aiuto. Allora, Michela Suriano, l'abito non fa il monaco, invece l'abito fa il monaco. E come lo fa specialmente per una donna? Abbiamo sentito anche Monica prima che ha telefonato, dice: i miei vestiti, ecco, mi sento inadeguata, mi sento proprio diversa rispetto a come si presentano loro. Quanto importante è l'abito per una donna, ma io direi anche per l'uomo, non solo per la donna, per la persona, diciamo. Io dico sempre alle mie clienti l'importante è che loro si vedano belle se stesse. Loro per prima devono farsi bella per se stessa e poi per chi gli sta vicino, e ci sono delle cose nel nostro corpo, voglio dire, che può essere il cappello, può essere lo sguardo, può essere la scollatura, che possono essere benissimo messi, esaltati, perché è giusto, perché abbiamo delle cose che sono molto belle. Chiudersi, vestirsi, coprirsi non fa essere donna, e neanche non fa il piacere di se stessi, perché io quando esco al mattino mi devo sentire bella e
a mio agio, non posso crearmi una situazione, un abito soltanto per far piacere a una persona che mi sta vicino, perché questa persona non mi vuole bene, perché se mi vuole bene mi fa uscire di casa a mio agio. Vediamo questi saluti figurinista, poi lo commentiamo, andiamo a vedere. Volevo ringraziare Rete Veneta per l'ospitalità, la signora Mirella per l'ora fantastica che abbiamo passato assieme e soprattutto per l'importanza che ha dato in questa pausa di quest'anno del Carnevale, e come ho già detto in trasmissione con lei mi impegno a essere solidali e creare così veglioncini per i bambini e soprattutto per i bambini disabili nel prossimo anno insieme a lei con il Banco Solidale. Buona giornata e grazie a tutti. Ma quanto belle possiamo diventare con un abito, con un cappello. Che Natale sarà il Carnevale 2025? Beh, io faccio comunque un Natale nel mio piccolo negozio basato sempre su un albero che trasformo in abito e lo decoro con le cose tradizionali, l'arancio essiccato, la cannella, le noci, come si faceva una volta. Ci manderai una foto, certo, allora che la faremo volevo vedere. Fare qualcosa come si faceva una volta, perché io sai che io amo le tradizioni, quindi voglio ritornare un po' indietro e non tutte queste cose, meccanismi costruiti, ma sì, faccio un albero che è a forma di abito, praticamente un abito strutturato con delle rame di albero e appunto lo decorerò con cannella, noci. Perché anche l'albero è vestito, ha le foglie. Esatto, aranci, tutte cose naturali nostre. Carnevale sì, Carnevale ho già tante idee, pensa che quest'anno addirittura mi hanno già invitato perché quest'anno a Caorle si porterà fuori la Madonna, no? Per la benedizione del paese e c'è un grandissimo hotel che mi ha chiesto l'ospitalità di riportare il 600, l'arrivo della Madonna con l'abito nel suo hotel, quindi già stiamo parlando di settembre, quindi Carnevale è ancora più recente. Il Carnevale quest'anno è basato sulla tradizione, sicuramente andrò a Venezia con le mie amiche, con l'abito tradizionale, perché per me è vita, perché per me vivere l'emozione del Carnevale, la soddisfazione più grande ce l'abbiamo noi a Venezia. Non c'è Carnevale, diciamo. Non c'è Carnevale che tiene nel mondo per la bellezza che abbiamo noi, il rispetto che abbiamo noi nel Carnevale di Venezia. Allora sentiamo come ci saluta il sindaco Diego Zanchetta. Natale, Carnevale, Befana, tutta una festa adesso, anno bisestile che veramente se ne va, finalmente sto anno se ne va, sto 29, che non so, anno funesto. Sì, sindaco. Beh, io vi saluto, innanzitutto Mirella permettimi, perché credo che le sinergie poi di queste trasmissioni vadano anche un po' al di là di quello che hai cercato. Non so se ti ricordi, l'ultima volta che sono stato da te c'erano i ragazzi del progetto di Baia, no? Sì. Fatalità, io venerdì ospito l'ex sindaco di Rocca Pietore, De Bernardin, che presenterà il suo libro raccontando la storia di Baia. Io ho coinvolto i ragazzi che hanno fatto quel bel progetto, che bello, bravo. Se ti ricordi. Quindi ecco le sinergie di queste trasmissioni, che magari qualcuno dice vabbè è una trasmissione piccola, no, che cacchio, questa è una gran bella trasmissione e quindi ringrazio te, ma ringrazio veramente Media Nord-Est e tutte le persone che ci lavorano dietro. Ogni tanto magari in streaming poi alla sera me le ascolto e devo dire che ci sono veramente gran belle puntate. Natale, Carnevale, tutte le feste hanno sto anno bisestro che se ne vada. In realtà non era bisestro, ma mi ricordo anche grosso modo un anno fa si diceva via l'anno, è arrivato un nuovo anno, non è che sia migliorata tantissimo la situazione, no? Quindi al di là del bisestro si deve avanti. Dobbiamo non mollare mai, questo è l'appello, ma soprattutto vivere la magia del Natale, la magia del Carnevale. Anch'io a Gaierine ospito i carri mascherati ed è una serata veramente bella di festa, di coinvolgimento per tutti i cittadini
immagino e spero lo sia anche questo Natale, quindi che riporti ancora la serenità che magari ogni tanto ce la facciamo perdere per strada, un po' per tanti episodi che ci succedono attorno e un po' perché magari ci mettiamo anche noi un po' di impegno. Sindaco, in un minuto riesci a dirmi cos'è la cosa che la preoccupa di più? La cosa che mi preoccupa di più è un po' la solitudine di tante persone e quello che invece mi sento impotente, ma vorrei veramente riuscire a fare qualcosa per gli anziani, perché è vero, la popolazione invecchia, ma invecchiando la popolazione dobbiamo pensare per forza di cose, c'è troppa solitudine tra gli anziani. Io vedo questo come un problema, uno dei problemi. Allora bisogna emergenti. organizzare delle belle feste anche con la nostra Michela Surian, darli a prendere, visto che abbiamo tutte queste associazioni di volontariato, e fargli vivere questa comunità, perché se siamo diventati così belli e grandi è merito di questi diversamente giovani che forse abbiamo dimenticato troppo. Michela, un minuto per salutarci? Benissimo, allora io dico che e soprattutto le donne non devono vergognarsi di dire i disagi, soprattutto mi raccomando, cioè, cercate di parlarne il più possibile, perché non dovete vergognarvi, che non c'è niente di sbagliato nell'esprimere i vostri disagi. Per quanto riguarda gli anziani, spesso mi trovo anche quest'anno a Capodanno, io sono a casa con una nonna di 93 anni, bellissima, e spesso mi trovo a dire degli amici: non fate il Natale, il Carnevale, il Capodanno in solitudine, ma invitate un anziano, che sicuramente ce n'è uno che vi aspetta. E Michela si è commossa ricordando, ecco, nominando questa meravigliosa figura che è la donna, la nonna, la ricordo anch'io, la mia adorata nonna, che se sono diventata così è anche merito suo, devo dire veramente grazie a questa nonna che mi ha cresciuto. E detto questo, saluto i miei ospiti e andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Minestra di riso e piselli. L'origine del pisello è incerta, ma si ipotizza che esso provenga dall'Asia. Ebbe infatti grande diffusione in India, da dove passò poi in Cina, e di qui in Europa verso il 1600 per opera degli Ari. Ingredienti per 4 persone: 200 g di riso, 2 uova, 300 g di piselli surgelati, cipolla, 100 g di prosciutto cotto, 3/4 di litro di brodo, 50 g di formaggio grattugiato, 50 g di burro, crostini di pane, sale, pepe. Sbattete le uova in una scodella con il formaggio, un pizzico di pepe e un pizzico di sale. Tritate la cipolla. Tagliate il prosciutto a listarelle. Fate soffriggere in una casseruola la cipolla con 30 g di burro. Unite i piselli. Il prosciutto,
e fate bene insaporire mescolando. Coprite con il brodo, cuocete per una mezz'ora a calore moderato, quindi unite il riso e portatelo a cottura. Salate e pepate. Quando la minestra sarà pronta, togliete dal fuoco e versate il battuto mescolando velocemente. Servite con dei crostini di pane e buon appetito!